Telespettatori di Antenna 3, buona giornata e ben ritrovati con l'edizione straordinaria del nostro telegiornale. Partenza anticipata quest'oggi perché tra poco ci collegheremo con Venezia, andremo nella sede della Regione a Palazzo Balbi con i nostri inviati, perché tra poco ci sarà un punto stampa del Presidente della Regione Luca Zaia in collaborazione con il generale Mainolfi, comandante della Guardia di Finanza della Regione Veneto, per la firma di un importante protocollo per la legalità. Tra poco quindi sentiremo esattamente quelli che sono i dettagli di questo importante accordo che verrà appunto siglato quest'oggi tra Regione e Fiamme Gialle del Veneto. Intanto naturalmente continua a restare alta l'attenzione sulla questione del Covid. C'è stato ieri il punto stampa del Presidente, domani ce ne sarà un altro. Nel frattempo i dati relativi all'andamento del contagio, che sono proprio arrivati ora in redazione, mostrano un incremento dei casi rispetto a ieri. I nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono 663 per un totale di 438.189 nelle ultime 24 ore appunto persone positive. Sale anche il numero dei ricoverati con 19 nuovi pazienti in area non critica, quindi il numero complessivo dei ricoverati in area non critica, quindi nei reparti di ordinaria degenza, sale a 125, rimane invariato invece a 16 il numero dei degenti nei reparti di terapia intensiva. Purtroppo sono segnalate nelle ultime 24 ore anche 3 nuove vittime, 3 nuovi decessi, per un totale di 11.643 vittime della pandemia nella nostra regione. Gli attualmente positivi più 87 rispetto a ieri sono 12.747. Questi quindi i dati che si leggono nel bollettino quotidiano della regione del Veneto. Di qui naturalmente l'appello del Presidente Zaia alla vaccinazione, Presidente che ha sottolineato come ci siano ancora, pensate, ben 200.000 posti liberi per prenotare il vaccino. Sentiamo. Abbiamo 200.000 posti liberi. Da qui all'8 di settembre. Questa volta i posti ci sono e sono tutti liberi, 200.000 distribuiti tra le varie ULSS del Veneto. Prenotarsi per fare il vaccino non è mai stato così semplice. Anni luce sembra siano passati da quando per trovare un posto si puntava l'orologio alla vigilia dell'apertura degli slot. Intanto le percentuali dei vaccinati continuano ad essere buone. Tra i giovanissimi I 12-19 sono 49%. I ragazzi si stanno vaccinando. Andate in un centro vaccinale e vedete quanti ragazzi in età scolastica ci sono in questi giorni. E tra gli insegnanti 82% di vaccinati, insegnanti e operatori, 81/82, che dopo qualcuno mi dica che ho arrotondato per eccesso. Il calo delle prenotazioni però è evidente, siamo a 4.000 al giorno contro le 10.000 di alcune settimane fa. I giorni del Green Pass abbiamo fatto 21.000, 34.000, 15.000. Però i 3-4.000 prenotazioni io le voglio vedere come prenotazioni scarse, perché al giorno, perché comunque è iniziata la fase estiva, molte persone sono in vacanza, eccetera. Approfittatene adesso, ripete Zaia, fino all'infinito, gli anticorpi durano 12 mesi. Quindi non ha senso arrivare tutti al collo di bottiglia all'ingorgo in autunno. Questa è una preoccupazione che abbiamo. 460 positivi in Veneto nel fine settimana, con la curva dei ricoveri che continua a decrescere. 164 ricoverati, dato invariato rispetto ad alcuni giorni fa. Variante Delta predominante. Per la prima volta sentiamo parlare di variante Beta. C'è anche un ragionamento su una nuova variante che è la Beta, sulla quale ci sono delle evidenze scientifiche, tutte poi da dimostrare, da vedere con dati anche, come si può dire, più solidi, sul fatto che sembra essere una novità sul panorama. L'ultima chiamata con il generale commissario per l'emergenza Figliuolo per l'accordo con le farmacie per la vendita dei tamponi a prezzo calmierato è di questa mattina. I tamponi offerti dalla regione ad oggi sono gratuiti, ma conferma Zaia non sarà così per sempre. Ritareremo il nostro piano di sanità pubblica. Fatto l'accordo nazionale,
definiremo le categorie che potranno accedere ancora gratuitamente e liberamente ai punto tamponi. E alla questione, al delicato tema della vaccinazione e della scuola era dedicato il nostro sondaggio di ieri. Abbiamo visto il risultato alle 20 al termine del telegiornale di Treviso, ma poi voi telespettatori avete continuato a chiamare anche nella serata, per cui possiamo vedere insieme, se è pronta la videografica, il risultato finale del sondaggio appunto di ieri sera. Vaccino obbligatorio per gli insegnanti? Ebbene, secondo il 68,4% dei nostri telespettatori la risposta è sì, il 31,6% è no, in crescita dunque rispetto ai numeri di cui avevamo parlato ieri sera il numero dei contrari. E proprio di scuola ha parlato, e di naturalmente immunizzazione del personale scolastico ma anche dei ragazzi, ha parlato ieri la dirigente dell'ufficio scolastico regionale Carmela Palumbo. Vediamo. In concreto, vede, in classe succederà che il dirigente scolastico non saprà e non potrà sapere quali docenti di quella classe sono vaccinati, quali no. Succederà con il nuovo anno scolastico. La tutela della privacy prevista per il personale del pubblico impiego impone che i dati in possesso degli uffici scolastici regionali sul personale docente non possano essere comunicati e dunque non possano interagire con l'anagrafe sanitaria, che detiene invece le informazioni sull'adesione alla campagna vaccinale del personale. Sapere chi è vaccinato e chi no potrebbe incidere diversamente sull'obbligo di quarantena, quindi questo aspetto della privacy che, come vede, va a incidere anche su questa tematica qui. Un tema delicato ma sollevato con forza dalla dirigente dell'ufficio scolastico regionale Carmela Palumbo, che pur avendo in mano dati buoni sul fronte delle vaccinazioni, quasi il 90% degli insegnanti è già vaccinato, conferma il ritorno di tutte le misure anticontagio anche per il prossimo anno. La copertura sul fronte del personale c'è. La vera incognita è rappresentata dal numero di studenti che saranno realmente vaccinati. E poi c'è la questione dei trasporti sulla quale stiamo ovviamente già lavorando con i tavoli prefettizi. Quello che posso dire è che se le linee guida nazionali prevederanno come probabile l'80% di riempimento dei mezzi con il 100% degli studenti in presenza, noi non dovremmo avere problemi. Di certo la scuola non si farà trovare impreparata, almeno dal punto di vista del corpo docente. Da lunedì prossimo partiranno infatti le nuove nomine in ruolo, 4.000 in tutto il Veneto. Siamo stati autorizzati come Veneto a fare quasi 12.000 nomine in ruolo. Di fatto, non mi dilungo sui motivi di carattere tecnico, ne faremo circa un terzo. Noi riusciremo fare circa 4.000 nomine in ruolo, anzi le stiamo concludendo proprio in questi giorni. I restanti posti vacanti, i 2/3, saranno comunque coperti da supplenze. Le convocazioni saranno fatte questa volta attraverso piattaforma informatica. Ed il direttore della prevenzione del Veneto ha fatto il punto sui contagi e forniture dei vaccini. L'età media dei contagiati e dei ricoverati in Veneto si è notevolmente abbassata. L'età media dei nuovi casi, sapete che si sta progressivamente abbassando, è un effetto sicuramente della campagna di vaccinazione. Si è abbassata fino adesso, si è stabilizzata sui 25-26 anni. Questa è l'età media delle persone che si positivizzano. Scende l'età media dei contagiati, chi si infetta di più ha tra i 25 e i 26 anni. Scende anche quella dei ricoverati per Covid. Chi entra in ospedale ha intorno ai 50 anni. Se il virus sta rallentando la sua corsa tra i giovanissimi 12-15 anni, la decrescita sul numero totale dei contagi sembra stia seguendo l'iter inglese. È rallentata la crescita, quindi la velocità con cui i numeri stavano salendo, parlo di nuovi casi, è rallentata, ed è rallentata in particolare in quella fascia di età che si era caratterizzata per un rapido aumento. Nel giorno in cui il numero dei vaccini somministrati raggiunge i 5.550.000, un lavoro lungo già 7 mesi, il dato più confortante riguarda gli over 60. Da metà luglio in poi c'è una importante ripresa, soprattutto delle persone con età maggiore di 60 anni.
Quindi abbiamo osservato a partire dal 15 luglio, tra i nuovi vaccinati, una ripresa importante di questa fascia di popolazione. A breve la Regione attende anche l'effetto Green Pass, che ha generato intanto molte prenotazioni. A livello internazionale si moltiplicano le segnalazioni sulla presenza della nuova variante Beta, che però il dottor Mongillo esclude sia arrivata e già sequenziata in Italia. E da oggi, di queste ultime ore, anche l'importante novità per quanto riguarda le visite nelle case di riposo, tema particolarmente dibattuto nell'ultimo periodo, del quale abbiamo parlato numerose volte anche nel corso delle nostre edizioni dei telegiornali. Ebbene, è arrivata la nuova circolare del Ministero della Salute. Visite nelle residenze sanitarie assistite per anziani 7 giorni su 7 per una durata adeguata fino a 45 minuti, tutela della privacy nella richiesta del Green Pass e richiesta con cautela i tamponi rapidi per l'accesso alle strutture per evitare che possano diminuire il tempo delle visite. Sono queste alcune delle indicazioni che sono appunto contenute nella nuova circolare in materia di accesso e di uscita di ospiti e visitatori presso le RSA della rete territoriale emanate dal Ministero della Salute. La nota, sottolinea il Ministero, è stata diffusa in relazione alle diverse numerose richieste di chiarimento pervenute relativamente alle modalità di accesso e di uscita degli ospiti e dei visitatori presso le strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite, hospice e strutture riabilitative. Lo stesso Ministro della Salute, Roberto Speranza, in una lettera al coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni, Raffaele Donini, raccomanda la massima diffusione della circolare sul territorio proprio per garantire un uniforme accesso alle RSA. Nel rispetto della normativa e delle linee guida vigenti, sottolinea la nota, si richiama l'attenzione sull'opportunità di assicurare ad un familiare dell'ospite della struttura RSA, purché munito delle certificazioni verdi Covid-19, l'accesso all'RSA e alle residenze assistenziali con persone con disabilità tutti i giorni della settimana, anche festivi, garantendo che la visita si svolga in un tempo congruo al bisogno di assistenza della durata complessiva di circa 45 minuti. Questo quindi quanto contenuto nella nota ministeriale. Ecco, vedo intanto nel monitor che siamo in grado di collegarci con Palazzo Balbi, con il collega Filippo Fois, dove appunto sta per cominciare il punto stampa del governatore Zaia su questo importante accordo con la Guardia di Finanza. A te Filippo. Ecco, no, allora deve esserci qualche problema con il collegamento. Ecco, no, vedo Filippo. Da Palazzo Balbi è uno scenario che avrete già visto tante volte. Tra poco qui alle mie spalle arriverà il presidente della regione Luca Zaia. Poco fa abbiamo visto arrivare anche il comandante regionale della Guardia di Finanza, il generale Giovanni Mainolfi. Quella che verrà presentata oggi è un protocollo tra la Regione Veneto e la Guardia di Finanza. Un protocollo, è stato detto, per potenziare le forme di collaborazione e l'efficacia delle azioni e della mission perseguita dalla Guardia di Finanza in ambito regionale. Di più per ora non sappiamo dirvi, ed è quello che scopriremo tra poco assieme, quali sono i punti salienti e gli argomenti di questo protocollo che tra poco il presidente della Regione Luca Zaia e il comandante regionale della Guardia di Finanza, generale Giovanni Mainolfi, firmeranno. Certo è che gli argomenti sul tavolo sono davvero tanti. È chiaro che la prima cosa che viene in mente quando si parla di Guardia di Finanza è l'evasione fiscale. Proprio l'altro giorno è stato calcolato che nel 2019, quindi nell'ultimo anno pre-Covid, in Veneto sono stati sottratti al fisco 8 miliardi e mezzo di euro. È una cifra che sembra enorme e in effetti possiamo anche dire che lo è, ma in realtà
realtà il Veneto è anche una delle regioni più fedeli al fisco in Italia. Meglio del Veneto fanno veramente poche regioni, il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia e la Lombardia, però comunque si tratta sempre di denaro sottratto alla collettività, perché questo è il punto anche di un accordo come questo. La commissione di un reato non è un fatto che riguarda solamente le parti in causa, ma in alcuni casi o per la sua diffusione oppure ancora per l'ambito nel quale avviene interessano tutta la collettività, ed è per questo che anche da parte della Regione c'è un interesse molto forte alla collaborazione con le forze dell'ordine, come dovrebbe essere naturalmente per tutti i cittadini compresi. C'è per esempio un aspetto che è stato più volte sottolineato dalla Guardia di Finanza e più in generale da tutte le forze dell'ordine che operano nella Regione Veneto, che è quello delle infiltrazioni della criminalità organizzata. Noi siamo una regione che fino a qualche tempo fa pensavamo completamente libera da certi fenomeni. Certo, è vero che il Veneto ha conosciuto delle associazioni malavitose locali anche soprattutto negli anni '80, e capite che cosa intendo, però già dall'inizio della prima grossa crisi, quella del 2008, in effetti c'erano stati dei campanelli d'allarme sulla possibilità di forti infiltrazioni di malavita organizzata nell'ambito imprenditoriale veneto. Questo avviene in tutti i periodi di crisi, quando c'è bisogno di capitali, di fondi, l'accesso al credito magari non è così facile, e in questo caso proprio arrivano, e ci è stato spiegato molte volte nel corso di questi incontri con le forze dell'ordine, arrivano queste associazioni che adesso escono anche rinforzate per quello che riguarda la crisi del Covid, che è stata una seconda mazzata economica, possiamo dire, dopo quella della crisi del 2008, per cui l'attenzione è tornata ad essere molto alta. Lo confermano anche il fatto che ci sono 3 processi attualmente in corso in Veneto per mafia, 'ndrangheta e camorra, questo proprio e in uno di questi, in alcuni di questi c'è la regione che si è costituita parte civile, che quindi si ritiene, come dicevamo prima, parte lesa in nome della collettività di questo tipo di fenomeni. Da questo punto di vista, questo è uno dei problemi, probabilmente adesso vedremo se se ne parlerà oggi. Ce n'è poi un secondo che chiama in causa anche le regioni. Oramai le nuove tecnologie hanno aperto la strada a nuovi crimini, come sono quelli informatici. Voi avrete tutti letto ciò che è accaduto e che sta ancora accadendo nella regione Lazio, dove c'è stato un attacco informatico. I cosiddetti hacker sono entrati nel sistema informatico della sanità della regione Lazio, di fatto bloccando quella che è l'attività sanitaria del Lazio. Ecco, da questo punto di vista c'è stato un rafforzamento davvero molto robusto dell'attività anche della Guardia di Finanza a contrasto di questi fenomeni. Naturalmente non si può mai fare abbastanza, perché si tratta, come la tecnologia che avanza, si tratta di un continuo evolversi anche delle tecnologie, e di pari passo con le tecnologie si evolvono anche i modi chiaramente per realizzare dei crimini. Quindi da questo punto di vista diciamo che è un continuo work in progress, un continuo studiare tutte le nuove forme che possono essere applicate per poterle contrastare. Oltre ai crimini informatici poi ci sono i capitali stranieri. Questa è stata una cosa che se ne è parlato molto, soprattutto a Venezia. Il fatto è qua, per certi versi ci ricolleghiamo con le infiltrazioni, una serie di, e siamo legati al turismo, una serie di capitali che stanno entrando in gioco per acquistare, per esempio per quello che riguarda la situazione veneziana, alberghi o altre attività commerciali legate al turismo, della quale è un po' difficile capire la provenienza. Non è detto necessariamente che si tratti di qualche cosa di non legale, però generalmente è molto difficile ricostruire la filiera di quello che di questi soldi, proprio perché arrivando da paesi stranieri anche
le stesse forze dell'ordine ci hanno spesso detto è veramente molto complicato capire e riuscire ad avere dai paesi di origine le informazioni necessarie per poter stabilire se queste cose, insomma, se si tratta di capitali legali oppure no. Questi sono alcuni degli argomenti che naturalmente potrebbero essere al centro dell'incontro di oggi, compreso anche, per esempio, noi sappiamo che c'è un grosso problema di contraffazione qui a Venezia, come più in generale nel resto della regione, che è uno dei campi nei quali si applica l'attività della Guardia di Finanza. Noi abbiamo visto, come vi dicevamo prima, arrivare poco fa il comandante regionale della Guardia di Finanza, il generale Mainolfi, è stato accolto dall'assessore all'istruzione e al lavoro Elena Donazzan, dopodiché si è recato è stato accompagnato poi allo studio del presidente della regione Luca Zaia. Tra poco dovrebbero arrivare qui proprio per farci sapere, per iniziare la conferenza stampa. Sempre per quello che riguarda l'attività della Guardia di Finanza, sappiamo che ci sono crimini grandi e piccoli che si possono verificare, e stavamo dicendo proprio come il fatto che la differenza stia poi nel fatto che o la grossa diffusione di un piccolo crimine, oppure nel caso naturalmente dei grossi capitali, un paio, 2 o 3 fenomeni molto grossi possano interessare tutta la collettività, ed è qui che naturalmente ciò che avviene poi chiami in causa tutti, e la regione, che diciamo per esempio per quello che riguarda i processi contro la criminalità organizzata si è costituita parte civile, insomma entrano in gioco proprio gli interessi collettivi, che quelli che si vogliono difendere in questi casi. Come vedete si stanno preparando i microfoni, tra pochissimo dovrebbe arrivare il presidente Zaia, iniziano anche a prendere posto i colleghi che sono stati fatti salire adesso dal personale della regione. Questo significa che più o meno dovremmo esserci. Oggi per un giorno perlomeno la crisi della pandemia del Covid passa in secondo piano. Ci sono state diverse novità che sono state annunciate nel corso delle ultime conferenze stampa, e anche l'appello per questi 200.000 dosi di vaccino che sono disponibili. Il Veneto è più o meno nella media nazionale per quello che riguarda la copertura vaccinale, e da questo punto di vista insomma si conta di arrivare verso settembre a una copertura che credo arrivi al 60%. Scusate il controllo perché sembrerebbe che ci siano dei movimenti. No, però è ancora un falso allarme. Noi abbiamo visto, lo ribadiamo, arrivare il generale Giovanni Mainolfi, che è il comandante della Guardia di Finanza, il quale in questo momento è assieme al presidente della regione Luca Zaia. Tra poco arriveranno qui per stipulare questa convenzione tra la regione e la Guardia di Finanza del Veneto. Scusate se abbiamo visto, scusate, mi è sembrato di vedere arrivare l'assessore Donazzan, ma era un falso allarme. Dunque, prima stavamo parlando, lo ricordiamo anche per chi si fosse messo solamente adesso alla visione, che sono parecchi i temi che sono sul piatto e che interessano la nostra regione. Abbiamo parlato di evasione fiscale, abbiamo parlato di infiltrazioni della criminalità organizzata, ancora abbiamo parlato di frodi informatiche che possono colpire i singoli cittadini, così come possono infiltrarsi, come è accaduto per quello che riguarda la Regione Lazio, nei sistemi informatici di un ente importante come una regione. C'è anche da dire poi che l'attività della Guardia di Finanza qui in Veneto differisce rispetto ad altre regioni italiane anche dalla collocazione geografica, che è naturalmente diversa rispetto a quello che, proprio per dire, potrebbe essere il Lazio. Il Veneto fa parte del nord-est e quindi della porta d'ingresso
ingresso in Italia da parte dell'Est Europa, quindi anche da questo punto di vista per quello che riguarda traffici, ovviamente in questo caso illeciti, l'attenzione è massima e soprattutto l'attività della Guardia di Finanza si esplica anche in questa maniera, così come per quello che riguarda il riciclaggio di capitali. Anche in questo caso ci ricolleghiamo a quello che dicevamo prima per quello che riguarda la criminalità organizzata. Ci sono dei capitali che vengono impiegati adesso soprattutto in questo momento di crisi per rilevare delle società oppure per rilevare degli esercizi commerciali di cui è difficile stabilire la provenienza. In questo momento stiamo vedendo arrivare, io non so se riusciamo a inquadrarli perché sono totalmente contro luce, però dietro il leone di San Marco ci sono il presidente della regione Luca Zaia, il comandante regionale della Guardia di Finanza, che lo vedete a destra, il generale Giovanni Mainolfi, alla destra del generale c'è l'assessore al lavoro e all'istruzione Elena Donazzan. Eccoli che arrivano, per cui la conferenza stampa può iniziare. Signori, buongiorno. Buongiorno. Elena, vieni qui. Sì, grazie. Parti te, via. Parto subito. Allora, buongiorno a tutti. Per me è un motivo di grande orgoglio presentare oggi la firma di questo protocollo tra la Guardia di Finanza, il Comando regionale del Veneto, il generale Mainolfi, e la nostra regione, firmerà il presidente Zaia. Il ruolo della Guardia di Finanza nella tutela della buona economia è fondamentale. Però conosciamo già le problematiche particolarmente aggressive su cui in particolare dopo la pandemia la nostra parte produttiva sana della regione con la quale è costretta a fare i conti. Per questo ci vuole molta formazione degli uomini e della struttura della Guardia di Finanza. Noi abbiamo come regione una credibilità importante nell'ambito formativo e quindi quando con il generale comandante abbiamo ragionato di questo, immediatamente le strutture hanno provato a scrivere questo protocollo che oggi trova il compimento. Quindi il Veneto metterà a disposizione ciò che è in grado di fare in termini di formazione per aiutare gli uomini, la struttura della Guardia di Finanza ad essere di aiuto per l'economia del Veneto. Io ringrazio veramente di cuore il comandante perché ha dimostrato grandissima sensibilità e il presidente che ha voluto dare ovviamente il massimo lustro a questo protocollo. Grazie Presidente, grazie Elena. In verità è la Guardia di Finanza che ringrazia un'istituzione fondamentale che in questo percorso ci è stata assolutamente vicina e devo dire siete stati indispensabili perché ad un certo punto del nostro percorso abbiamo dovuto interrompere una certa attività che stavamo portando avanti, poi un bel giorno sei capitata sulla nostra strada per caso e ci hai aperto le porte del tuo ufficio e quindi sono io che dico grazie a voi. Hai detto bene, questo è un momento particolare, è un momento in cui più che mai ci sono tentativi da parte di forze insane, di forze opache che cercano di impossessarsi di pezzi dell'economia e questo è un aspetto. L'altro aspetto è l'abbondanza di risorse che in questo momento ci sono e ci saranno prossimamente per effetto delle risorse che saranno versate nell'economia in conseguenza del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E allora bisognava essere pronti, come ho detto in qualche altra occasione, bisogna accogliere i delinquenti sulla porta, cercare di non farli entrare, perché se entrano e si infiltrano poi diventa tutto complicato, perché poi scattano fenomeni di compromissione, diventa tutto più difficile. E allora prevenire è meglio che curare. E quindi il mio ringraziamento va nel senso che voi con questa iniziativa che oggi vede la luce ci aiutate a spingere sull'acceleratore della prevenzione e se mi consentite grazie a voi siamo andati anche un pochino oltre per alcuni aspetti, per alcuni fenomeni possiamo anche parlare di predizione e questo in un'attività come quella di polizia è assolutamente fondamentale.
la nuova frontiera non è tanto quella della repressione, ma è sempre più quella della prevenzione, se possibile della predizione. Ecco, parlavo prima col Presidente proprio di qualche aspetto di quello che sta venendo fuori grazie a quello che con voi abbiamo cominciato a fare e sempre più faremo, e che vi vede, ci vede protagonisti anche assieme ad altri pezzi delle istituzioni, perché questa è un'altra cosa importante che è bene mettere in evidenza. La Regione e la Guardia di Finanza da solo fanno abbastanza, ma non tanto. Ci siamo uniti con altre istituzioni, penso a Unioncamere, penso alle Camere di Commercio, penso alla Ca' Foscari, penso all'INPS. Stiamo portando avanti, e posso dire con orgoglio, sicuro di interpretare anche il piacere e il desiderio del nostro Presidente, stiamo portando avanti con orgoglio un'esperienza unica in Italia, una sinergia interistituzionale che vede diversi attori versare senza riserve mentali le migliori energie che si hanno a disposizione per spingere proprio sul campo della prevenzione e della predizione. Questo stiamo facendo con una serie di attività che ci stanno portando a costruire degli algoritmi che ci consentono di prevedere certi fenomeni, e questo è straordinario. In questi giorni c'è una regione in cui stanno succedendo delle cose stranissime, il sistema informatico è bloccato. Ecco, se dovessi fare un parallelismo, noi stiamo spingendo molto sulla safety e non trascurando certamente la security. La safety è quella attività di prevenzione, cioè quella barriera che si erge prima che il fenomeno si verifichi. C'è un'analisi di rischio, ci sono dei potenziali rischi, è meglio evitare che quei fenomeni accadano. Laddove dovessero accadere la security interviene sicuramente. Ecco, questo è il senso di questo protocollo, e quindi ancora grazie a voi per averci dato la possibilità di attingere a questa potenzialità che voi ci offrite e a qualche risorsa che ci è stata necessaria, perché sembra strano, ma grazie a voi, come avevo avuto modo di dirti Elena, grazie a voi siamo riusciti a portare avanti questo progetto che altrimenti non avremmo potuto portare avanti. Grazie a te Presidente per questa opportunità, e a te la parola. Grazie, brevissimamente. Intanto io volevo ringraziare il signor Generale, ma non solo per quello che stiamo facendo oggi, per l'alto servizio che voi date a questa comunità, quindi grazie veramente di cuore. Per suo tramite chiedo che questo ringraziamento sia esteso a tutte le donne e agli uomini della Guardia di Finanza. E qui la partita è molto semplice, ragazzi: o vincono loro, i delinquenti, o vinciamo noi. Noi fin dall'inizio abbiamo fatto una scelta strategica come istituzione, che è quella della massima collaborazione con le istituzioni dello Stato, in particolar modo con la Guardia di Finanza. In un territorio nel quale le attività sono evidenti, voglio ricordare che stiamo parlando di 600.000 partite IVA in Veneto, di 180 miliardi di PIL, e stiamo parlando di un territorio che, volente o nolente, rischia di diventare spesso substrato di malviventi, di infiltrazioni e di quant'altro. Gli addetti ai lavori sono loro, la Guardia di Finanza. È inutile che noi ci inventiamo di fare mestieri che non ci competono, per i quali non abbiamo know-how e non abbiamo professionalità. Ben venga questo accordo, che soprattutto in una fase di uscita da una pandemia, dove comunque è come dopo un temporale, no? Ci si riorganizza nel territorio, e in questo temporale è inevitabile che ci sia qualcuno che pensi magari di trovare anche il substrato buono per commettere qualche reato. Penso che non ne va solo dell'aspetto economico, non ne va solo di opportunità che si perdono, ma ne va anche della credibilità e della reputazione dei nostri territori. Quindi questo è un investimento per la reputazione e per la sicurezza dei nostri territori. Penso che il Generale abbia toccato un punto fondamentale, mi permetto di dire, signor Generale, che è rappresentato dal fatto che questi 222 miliardi di euro che abbiamo e che avremo come Paese col PNRR comunque toccheranno da vicino anche il Veneto. Ci è stato chiesto, ve lo annuncio, di identificare un'opera simbolo importante come PNRR, oltre a tutto quello che sarà il corredo, no? il contorno di investimenti del governo, e la mia prima preoccupazione, signor Generale, è stata quella di pensare: ma quando avremo un'opera a 5, 600, 700 milioni di euro, mi immagino già che dovremo mettere in piedi tutte quelle infrastrutture e quelle professionalità che solo voi avete, per cercare di salvaguardare che l'economia sia libera
e sia pulita. A questo ci si aggiunge un grande lavoro che loro già stanno facendo, e con questo accordo immagino che sarà ancora più accelerato, che è quello delle Olimpiadi. L'Olimpiadi è una partita non poco rilevante, perché oltre all'aspetto meramente di portare a casa utile velocemente, magari da gare, appalti o quant'altro, ricordo che c'è anche il rischio di far trovare bene, di far sentire a casa qualche delinquente che poi non se ne va più. Quindi grazie di tutto, firmo volentieri questo accordo, rinnovando sempre la nostra piena disponibilità, che è una forma di ringraziamento, altro non possiamo fare. Qui una volta si portava il salame, la bottiglia di vino, ma mi sa che è meglio che ricordiamo che questa regione, questo lo voglio dire, lasciatemelo dire, non vede le divise come un problema. Questo deve essere chiaro. Io vedo ogni tanto qualcuno che contesta le divise in giro per l'Italia. Noi quando vediamo una divisa siamo felici, non pensiamo mai allo stato di occupazione militare, ste menate, ste stupidate, ma pensiamo di essere sicuri. Punto. Grazie. Firmiamo? E poi il generale a disposizione per le domande dopo. La facciamo vicino a voi. Vengo a fianco del tuo mettiti così. Siamo un po' più attaccati così ne fuori un po'. Non vedo niente. Prego generale. Grazie. Grazie mille. Un applauso potete farlo. Prego. Domande ragazzi? È possibile avere la copia del protocollo perché non è ben chiaro? C'è già dato con il comunicato. Generale Gonzalo Squadra Manzano del Pazzettino, volevo chiederle che se avete segnali preoccupanti o meno di fenomeni che possano mettere in pericolo la nostra economia, infiltrazioni di vario genere, mafiose, camorristiche. Noi abbiamo già riportato notizie in questo senso. Voi mi sembra un po' le sentinelle sul territorio che dati avete da poter rifornire all'opinione pubblica? Ma di segnali in questa regione ce ne sono certamente in entità non dissimile da quelle che ce ne sono in altre regioni che sono, diciamo, comparabili con il Veneto evidentemente, quindi parliamo di una regione che è al top dell'economia nazionale assieme alla Lombardia, dopo l'Emilia Romagna, la Toscana. Diciamo che non esiste un rischio notevolmente superiore o superiore a quello di altre economie evolute. Quindi diciamo siamo nella fisiologia, ecco, ma è una fisiologia che però richiede la massima attenzione, perché quello che dobbiamo evitare in questa fase è che certe situazioni si radichino e quindi l'infiltrazione ha propagini, a radici che poi non si sa sin dove arrivano. La vicenda di Eraclea in fondo ne è un segno di questa situazione. È iniziata 20 anni fa quasi per gioco, con una sponsorizzazione una squadra di calcio, poi da lì è nato tutto un fenomeno, e dove arriva questo fenomeno questo se ne sta occupando l'autorità giudiziaria, insomma. Quindi la risposta, se dovessi sintetizzare la risposta, è che in Veneto ci dobbiamo occupare come in altre regioni ci si occupa di questi fenomeni, dobbiamo cercare di prevenirli, perché le insidie di questi fenomeni sono insidie che si manifestano a distanza di tempo. Ecco perché prima parlavo di prevenzione e, se possibile, di predizione di questi fenomeni. Buongiorno, sono Martina Gianborghi del Veneto. Volevo chiedere, proprio rispetto a questo tema della prevenzione su cui lei è tornato a più richieste nel suo intervento, ha citato anche un progetto con Foscari, Camere e IS per utilizzare degli algoritmi. Può farci
qualche esempio per capire qual è lo schema tipo in cui si può verificare una situazione di rischio da prevedere? Guardi, questo è un problema di fantasia. Se dovessi farle un esempio, le faccio un esempio che è di moda in questi giorni. La problematica del ransomware, quella che sta subendo la Regione Lazio in questi giorni, il problema dell'hackeraggio, il problema della cyber security, della sicurezza informatica. Ecco, ci siamo accorti per esempio nel Veneto che c'era un'azienda che si occupava di pulizie, quindi nulla di strano, che però consumava tantissima energia elettrica. Beh certo, utilizza tanto gli aspirapolveri o tanto le lucidatrici. In realtà quell'azienda era solamente uno schermo per produrre bitcoin. Voi sapete che le criptovalute richiedono per la produzione dei calcoli complicatissimi e quindi tanti computer che lavorano in serie e che si mangiano tanta corrente. Bene, guardando il bilancio ci si è accorti che c'era un anomalo consumo di energia elettrica. L'energia elettrica consumata serviva non ad assolvere le funzioni tipiche del codice Ateco che classificava quell'azienda, ma servivano a produrre criptovaluta. A che serviva questa criptovaluta? Veniva venduta ad imprenditori che avevano del nero e che quindi trasformavano direttamente l'evasione fiscale in criptovalute e gliela portavano all'estero. Tutto qui. Quindi è solo un problema di fantasia. Noi la mattina, quando io mi incontro con i miei collaboratori, poiché la notte dormo poco, ogni mattina dal cappello a cilindro tiro fuori qualche idea. Ieri mattina il collega è venuto, mi diceva: che diciamo quando andremo alla riunione con una certa banca, la più grande banca italiana, con cui stiamo cercando di fare un lavoro di prevenzione e di predizione. E beh, gli ho tirato fuori 4-5 cose, ma sono estemporanee, sono un problema di fantasia. Se uno ha fantasia ci prende. Che abbiamo sottoscritto adesso. Questo accordo è fondamentale per noi perché ci dà delle risorse che io non avrei, non ho nel mio bilancio, nel bilancio della Guardia di Finanza, e mi consente di superare un gap tecnologico che io non potrei superare altrimenti, se non fra 3 anni, fra 2 anni, se va bene fra 1 anno. Ma 1 anno è un'era geologica in questo ambito. Io devo sviluppare, sto portando avanti lo sviluppo di un applicativo in cui si lavora a giorni, a volte a ore, perché avere certe informazioni, penso al PNRR, no? Il PNRR fra 1 anno avrà già distribuito 30-40 miliardi di euro, ma io non posso aspettare fra 1 anno di avere l'applicativo che mi consente di vedere se stanno succedendo certe cose. Io lo devo avere oggi, lo devo avere prima che comincino certe erogazioni. Ecco, questo accordo per me è fondamentale perché mi fa dormire un poco in più, perché non riuscivamo a trovare la strada per venire fuori da questo vicolo cieco. Pensate che noi avevamo capacità elaborative di 2 giga, siamo costretti a utilizzare un certo tipo di programma, e però per una questione di privacy io non posso far girare quei dati in rete, perché in rete ti arrivano gli hacker, ti beccano tutto e io passo un guaio, e allora avevo bisogno di una macchina che operasse fuori rete e che avesse una potenza adeguata. Ecco, grazie alla Regione questo ce l'abbiamo oggi, e quindi sulla mia scrivania quando verrai troverai la macchina con cui io mi faccio questi conti la mattina. Buongiorno, Filippo Foris, Media Nord-Est. Lei prima ha detto che ha parlato non solamente di prevenzione ma anche di prevenzione cittadina. La predizione è diciamo una frontiera che stiamo cercando, non stiamo cercando, perché ormai siamo già in fase avanzata. È un aspetto dell'innovazione che io sto portando avanti nella mia organizzazione, visto che sono responsabile del Veneto, sicuramente la Veneto l'abbiamo già attuata. È un aspetto dell'innovazione dei processi e delle procedure di lavoro.
Predire significa, sulla base di segnali esteriori, capire che cosa intende fare quell'individuo. Allora, io sono in grado oggi, con questo applicativo, di sapere se un soggetto che aveva un'azienda XY, che aveva un codice Ateco di un certo tipo, ad un certo punto mi fa una variazione nel codice Ateco. Guarda caso, quel codice Ateco è un codice Ateco che corrisponde a una disponibilità in una delle 6 missioni del PNRR, e allora posso ipotizzare che quel soggetto si sta apparecchiando lo strumento per attingere ai fondi di quella. Per dirvi in concreto, abbiamo già i risultati di queste sperimentazioni nei vari decreti ristoro che il governo da un anno a questa parte ha dovuto utilizzare per sussidiare l'economia colpita da Covid. Stiamo individuando decine di situazioni in cui i soggetti indebitamente hanno percepito risorse, e noi siamo in grado di intercettarli direttamente. Pensate al reddito di cittadinanza, per non andare lontano, noi siamo in grado di sapere quelli che stanno percependo il reddito di cittadinanza indebitamente, e a mano che la capacità operativa ce lo consente glieli stiamo bloccando. Potreste dirmi, ma perché non li bloccate tutti? Perché le norme, noi siamo un paese di diritto, siamo uno Stato di diritto, non siamo uno Stato di polizia, quindi a ciascuno la sua parte. Quindi in relazione ai soggetti che abbiamo individuato, abbiamo un elenco di circa 680 che stiamo un po' alla volta facendo bloccare. Il protocollo di cui vi parlavo prima, in cui abbiamo coinvolto la Regione, l'Università e l'INPS, la settimana scorsa, venerdì, abbiamo avuto una lunga riunione, serve proprio a trovare una strada per bloccare quanto prima queste possibilità, perché ripeto, essere uno Stato di diritto non basta esserlo sulla carta, ma bisogna praticarlo fino in fondo, fino all'ultimo angolo della propria anima, e quindi le regole ci sono e quelle regole vanno rispettate. Poi da cittadini possiamo dire sono regole pesanti, farraginose, potrebbero essere semplificate, ma questo è un altro discorso, insomma. Io faccio della legalità a tutto tondo una necessità assoluta. Ultima domanda, volevo fare anche riallacciandoci a quello che sta accadendo in Tagliaraggio, quanto quello che abbiamo preso che sia la comunità di Maisberg, non che molto più diffuso, che colpisce anche molte aziende. Può avvicinare un attimo, non sento. Sì, dicevo che prendendo spunto da quello che sta accadendo nel Lazio, quindi su questo forte attacco di hacker, presumo il caso del Lazio, se può la punta dell'iceberg, è un fenomeno molto più diffuso che soprattutto colpisce anche molte aziende, molte imprese, anche del Veneto, Sì, di qualche caso ne sono a conoscenza, ce ne siamo occupati. Per fortuna una delle intuizioni che noi abbiamo avuto quando il 1° marzo dello scorso anno è scattato il lockdown è stato quello di interrogarci e di fare un'analisi teorica di quello che sarebbe potuto succedere. Devo dire, guardandolo oggi, ironicamente dico, mi sono comprato una palla di vetro, adesso ce l'ho veramente la palla di vetro nel mio ufficio, perché è come se io avessi guardato nella palla di vetro che cosa sarebbe successo, e questo era uno degli aspetti che io avevo individuato, e ho messo su nel Veneto, siamo gli unici in Italia ad averlo ancora una volta, una squadra di 23-24 militari con alcuni ufficiali che diciamo è all'avanguardia nel contrasto al proliferare di criptovalute, all'utilizzo di criptovalute nell'economia legale. Posso dirvi che in questa regione abbiamo individuato qualche caso di utilizzo massivo di criptovaluta come strumento di tesaurizzazione di proventi di attività illecite da altre parti, criptovalute che vengono conservate in wallet, nei portafogli elettronici al di fuori del nostro paese. Quindi ecco, noi siamo in grado sicuramente di intercettare queste situazioni. Infatti quando il soggetto che è stato sanzionato, che è stato intercettato per questa storia, dice: ma voi vi occupate anche di queste cose? Sì, perché come si dice, come si sta provando, toccando in questi giorni,
la frontiera della cybersicurezza è non il futuro ma è il presente, forse per certi versi è anche il passato, quindi non siamo più all'inizio ma ormai è già una cosa matura, insomma, e quindi una forza di polizia economica che ha a cuore la tutela legale dell'economia non può non avere questo, e devo dire con piacere, anche sfruttando questo protocollo, i miei ragazzi mensilmente ci riuniamo e facciamo un punto di situazione sulle tecniche e su quello che avviene. La prossima puntata sarà proprio per cercare di capire da dove è arrivato l'attacco hacker alla regione Veneto, alla regione Lazio, perdono. Vi posso dire che abbiamo la fortuna di avere delle persone che sono straordinarie, che lo fanno senza guadagnare un centesimo. Abbiamo un hacker pentito, dico io, che è diventato un carissimo amico, con il quale stiamo portando avanti un programma di formazione straordinario che può essere modello per tante cose. Poi il tempo, insomma, ci dirà per che cosa, però siamo sul pezzo. Ecco. Grazie. Grazie, buon lavoro. Grazie. No, oggi facciamo domani ragazzi, grazie. Se non vanno male, no. Entro domani. Grazie. Dunque si è conclusa la conferenza stampa di presentazione del protocollo siglato dalla Regione Veneto e dalla Guardia di Finanza del Veneto. Tra poco raggiungeremo il generale Giovanni Mainolfi e il presidente della Regione Luca Zaia, anche per scambiare qualche battuta con loro. Vedete inquadrati in questo momento il generale Mainolfi, il presidente Zaia e l'assessore Elena Donazzan, quindi le tre parti che hanno appena siglato il protocollo. Una firma che vi abbiamo trasmesso in diretta, abbiamo seguito poi anche la conferenza stampa. Vi ricordo che siamo collegati in diretta con Palazzo Balbi a Venezia, sede della Giunta regionale del Veneto. Sì, buongiorno. Generale, buongiorno. Ok, in cosa consiste il protocollo che avete firmato oggi? Il protocollo che abbiamo firmato oggi è un protocollo che ha sullo sfondo la tutela della legalità, che si declina nel protocollo stesso in termini di implementazione della formazione rispetto alle nuove tecnologie, a nuovi percorsi operativi di prevenzione e di repressione. Si traduce nella possibilità di usufruire di apparati tecnologici di cui noi non potremmo disporre per una questione finanziaria e che invece la Regione ci mette a disposizione. Quindi diciamo agisce a tutto tondo sulla possibilità di innovare certi processi e certe attività e quindi meglio tutelare la legalità economica del sistema. È proprio dalle nuove tecnologie che arrivano i maggiori pericoli? Assolutamente sì, le nuove tecnologie sono qualche cosa con cui noi dobbiamo fare i conti, ma non adesso, avremmo già dovuti farli in passato. Non a caso nel PNRR si parla anche di nuove tecnologie e le nuove tecnologie quindi sono lo strumento attraverso il quale nell'economia finiscono tante risorse, ma sono anche lo strumento attraverso il quale molte risorse possono essere tratte dal sistema, quindi l'abilità sta nel conoscere che cosa sta avvenendo e
nel poter adottare le giuste contromisure nel momento opportuno e tempisticamente rispetto ai fatti. È un sostegno economico per comprare e acquistare un applicativo innovativo, oppure c'è anche uno scambio di dati che ovviamente una realtà, un ente come la Regione può fornirvi in maniera più immediata rispetto a banche dati nazionali? No, i dati non c'entrano in questa partita, i dati sono acquisibili e sono disponibili per noi Guardia di Finanza liberamente, è solamente un sostegno per la parte tecnologica come hardware, non tanto quindi come fornitura dei dati, ed è un sostegno economico per quanto concerne la formazione, perché come dicevo prima specializzare dei ragazzi che operino in materia di cyber security è tanto costoso, c'è bisogno di avere strumenti particolari che solo con un protocollo come quello che abbiamo sottoscritto oggi sarà possibile avere in tempi rapidissimi, e quindi ci consiglieranno di essere più sul pezzo il prima possibile. Lei non è rimasto meravigliato da quello che è successo nella Regione Lazio? Era prevedibile, e quindi avere degli strumenti di indagine più specifici permetteranno di prevenire anche situazioni che in qualche modo voi riuscite a predire ora? No, io sono assolutamente preoccupato di quello che è avvenuto. Non è possibile assolutamente prevedere quello che è successo, perché potrebbe succedere dappertutto. Succede anche a noi nei nostri telefonini, sui nostri telefonini. L'altro giorno mi è arrivato un messaggio in cui mi si diceva che il mio pacco era arrivato, bastava cliccare sulla icona per poter avere le coordinate per andarlo a ritirare. Quindi sono eventi assolutamente imprevedibili e nessuno in questo momento può dire c'è stato un errore di qualcuno. Purtroppo se qualcosa c'è stato è l'arretratezza del nostro Paese, ma questo lo sta dicendo da un po' di tempo Gabrielli, il delegato del Presidente del Consiglio, il quale da un po' di anni ormai è in vita la querelle sulla cyber security in questo Paese. Ricorderete che Renzi voleva fare qualche cosa del genere, poi non si è fatta. Adesso c'è una legge che prevede la creazione di un'agenzia per la cyber security, speriamo che si faccia e si faccia presto. Pensate che in Germania dal 2001 c'è già qualche cosa del genere, in Francia da pochi anni dopo. Noi non ce l'abbiamo ancora un'agenzia di questo tipo. Pensate che in Francia e in Germania ci sono 1000 persone che lavorano sulla cyber security, in Italia invece siamo ancora a discutere se è meglio collocarlo di qua piuttosto che di là. Dobbiamo capire che certi fenomeni, per effetto della manifestazione globale che hanno, non possono essere più affrontati in un'ottica parziale, cioè in una visione che tiene conto solamente di un cono di luce, ma certi fenomeni vanno affrontati a tutto tondo. Allora un'agenzia per la cyber security, viva Dio, era ora che ci arrivassimo. Ecco, allora sì, lì si potranno sviluppare dei programmi per cercare di erigere una barriera rispetto a questi fenomeni, ma dire che era prevedibile quello che è avvenuto nella Regione Veneto, la risposta è assolutamente no. Sono eventi imprevedibili, però esiste anche un meccanismo previsionale in cui si può dire che ci sono alte probabilità che qualcosa capiti. Ma guardi, è solamente un problema di fantasia, come dicevo prima. Io posso prevedere che domani ci sarà il terremoto, certamente domani ci potrà essere una grandine in cui i chicchi sono grandi quanto un arancio. Sì, questo può succedere, tutto è possibile. Il problema però è avere degli elementi concreti, degli algoritmi che ci consentono di dire questo evento è probabile. Quindi io non parlerei di possibile, ma parlerei di probabile. Allora nel momento in cui si comincia a parlare di probabilità, allora evidentemente noi stiamo evocando qualche cosa che ci fa ragionare su elementi che abbiamo, elementi disponibili. Ecco, allora sì, lì possiamo discutere se è più o meno probabile, però dire è possibile o non è possibile, insomma, è semplicistico. Grazie generale, grazie generale. Abbiamo di raggiungere anche l'assessore Elena Donazzan. Volete fare il Presidente? Ah, eccoci, non l'avevamo visto. Presidente. Luca. Eccoci. Sì, scusa. Prego.
Dunque un metodo innovativo abbiamo visto, perché il pericolo oramai arriva da internet, quindi la cyber security è diventata una priorità per l'economia. Beh, assolutamente, anche perché pensiamo solo a quanti dati sono condivisi in rete, quanto si lavora in rete, e quindi chiunque possa entrare in una rete mal protetta o diciamo valicabile, aggredibile, mette a repentaglio il suo lavoro, il lavoro della sua azienda, i dati sensibili che ci sono. E cosa ha pensato? Che domande si è fatto quando ha saputo di quello che era accaduto in Lazio? Beh, che è inquietante, soprattutto inquietante da un lato il fatto di quello che è accaduto, dall'altro che venga chiesto addirittura un riscatto in Bitcoin, da quello che ho letto, da quello che si è capito. Riscatti, qua noi lo diciamo chiaramente a chi pensasse di fare un'azione di hackeraggio, non ne paghiamo, per cui perdono tempo e basta, ma poi insomma dobbiamo cercare di proteggere sempre di più i nostri dati. Voglio ricordare che dietro alla rete, alla condivisione dei dati magari c'è, che so, l'ospedale. Quindi dico anche a chi si diverte a entrare nei nostri software, nei nostri programmi informatici, voglio ricordare che poi c'è sempre il rischio che parta magari un segnale che vada magari a finire in una sala operatoria dove si sta lavorando e si spengono le luci, piuttosto accade qualcosa ai macchinari, quindi direi evitiamo tassativamente di fare cretinate. La Regione che deve sostenere la Guardia di Finanza? Lo facciamo volentieri, devo anche dire che non è la prima volta, nel senso che abbiamo già firmato altri accordi, anche con altre istituzioni, pensi solo al personale che diamo ai tribunali o altro, insomma lo facciamo volentieri, penso che questo rientri nella normale e legittima collaborazione tra le istituzioni dello Stato, e dall'altro sia anche una forma di investimento da parte nostra, sapere di essere più sicuri dal punto di vista di controllo dell'economia piuttosto che avere una giustizia più efficiente ci fa rendere più sicuri e anche più competitivi. Qual è l'impegno economico per questo progetto per la Regione? Non è ancora quantificato, però comunque si va nell'ordine di essere assolutamente rispondenti alle necessità, in particolar modo a quella di acquisto di hardware per ovviamente le attività che la Guardia di Finanza deve fare. Un'altra cosa su cui lei ha puntato l'attenzione sono i fondi che arriveranno adesso, i fondi di ristoro da parte dell'Europa o governativi, ma anche grandi opere come quelle per le Olimpiadi, in cui lei ha detto subito che bisogna sempre stare con la massima attenzione, con l'antenne A. Assolutamente sì, anche perché siamo davanti a delle grandi opportunità, a flussi finanziari di livello, perché pensate alle Olimpiadi c'è qualche miliardata di euro, e dietro al PNRR ci sono comunque miliardi di euro, 222 miliardi di euro. È inevitabile che il professionista delinquente che è abituato a infiltrarsi, è abituato a partecipare agli appalti, è abituato a fare i suoi business approfittando del fatto che c'è flusso di denaro, qui flusso di denaro se ne sta creando, per cui bisogna evitare che l'economia venga drogata da infiltrazioni che poi non c'entrano nulla con l'economia libera e pulita. Lei ha parlato di una grande opera che si farà in Veneto legata al PNRR, avete già idea di quale possa essere? No, non l'abbiamo ancora definita, ma di certo io sono convinto del fatto che il PNRR debba lasciare delle opere simbolo nei territori che creino economia, che creino sicurezza, che creino occupazione, altrimenti se gli investimenti si traducono in qualcosa che poi non lascia nulla o peggio ancora in finanziamenti a pioggia per qualche territorio, direi che sarebbe il fallimento. Grazie. Buon lavoro. Grazie Presidente. Hanno fatto tutti con la maschera, vero? Qua? Sì, perché siamo al chiuso e siamo vicini. Sono negativa e ho rossetto. Assessore, le chiedo subito, lei comunque è stata uno dei promotori di questa iniziativa. Ma sì, perché nel confronto che da assessore al lavoro devo avere con la Guardia di Finanza per tutelare le imprese, l'economia sana, e da assessore alla formazione fare in modo che tutte le istituzioni abbiano un aumento delle competenze per essere efficaci, questo è stato il confronto con il comando regionale. Il rapporto con la Guardia di Finanza, soprattutto con l'assessorato alla formazione, è molto stretto. Noi abbiamo dei protocolli di controllo che abbiamo voluto da sempre, proprio perché la formazione noi vogliamo che sia al massimo della legalità e loro sono la nostra garanzia. Oggi il problema è quello dell'economia, un'economia che è sotto attacco e loro sono in grado di difenderla. Avete percezione che questa economia delle nostre imprese stia subendo un attacco un po' meno fisiologico, chiamiamolo così?
Sì, e sotto diversi aspetti. Qui si monitorerà esattamente quello che accade sul territorio, ma comprese le acquisizioni, quelle un po' strane, quelle per cui l'italiano al Veneto non ce la fa più e vende, purché sia al cinese o a qualcun altro, magari in modo forzato. Oppure tutto ciò che riguarda le criptovalute, che sono un orizzonte difficilmente indagabile dai canali normali, ma che la Guardia di Finanza con le proprie competenze e con il nostro aiuto riuscirà ad effettuare molto meglio. Sì, abbiamo la percezione che la nostra economia sia in difficoltà, soprattutto quella che non ce la fa, e allora è lì che dobbiamo intervenire come istituzioni. Grazie Assessore Donazan. Direi che da Palazzo Balbi è tutto, da Venezia è tutto, possiamo restituirvi la linea. Ecco, grazie allora a Filippo Fois e a Sandro Ponchio per questo collegamento relativo a questo importante accordo che è stato siglato questa mattina tra la Regione del Veneto e la Guardia di Finanza per la tutela della legalità e la tutela dell'economia sana del nostro territorio. Noi dovremo avere già in collegamento i nostri prossimi ospiti, ecco, li vedo e li ringrazio per essere con noi. Benvenuti ad Alberto Maschio, presidente dell'Associazione Iesolana Albergatori, e a Renato Martin, presidente di Federconsorzi Jesolo. Buongiorno, grazie per essere stati con noi. Credo sia stato di interesse anche per voi, buona giornata, seguire, no, se siete riusciti a seguire questa ultima parte della conferenza stampa e delle interviste, proprio perché come sappiamo, insomma, è un tema di grandissima attualità dopo tutto quello che il nostro sistema imprenditoriale ed economico del territorio ha vissuto. Il controllo e la tutela delle imprese che operano onestamente, perché purtroppo le difficoltà che sono state create dal Covid e hanno messo in difficoltà anche molte aziende sono, come dire, l'anello di passaggio per infiltrazioni di persone che approfittano appunto di queste situazioni. Alberto Maschio, su questo un suo commento. Io devo dire che tutto quello che va nell'ottica di tutelare e garantire le imprese ovviamente trova il nostro favore, e questo è fuori da ogni ragionevole dubbio. Va detto che anche noi come associazione cerchiamo di essere sempre molto vigili e abbiamo costantemente rapporti con le varie istituzioni, le varie forze dell'ordine della località per qualsivoglia segnalazione, sensazione sgradevole che possa pervenire dal nostro comparto. Devo dire che fortunatamente non abbiamo di queste percezioni, appunto, non abbiamo ricevuto segnalazioni, e quando ce ne fossero ovviamente saremo i primi a metterci in moto proprio per evitare di tutelare l'integrità del comparto, l'integrità del tessuto economico della località, che è alla base della località stessa e di Jesolo stesso. Certo, Martino, un suo commento su questo prima di entrare proprio nel vivo dell'argomento dell'intervista di oggi. Sì, penso anch'io che sia necessaria soprattutto una ottima prevenzione da parte delle istituzioni, quindi soprattutto da parte delle forze dell'ordine, di chi deve in qualche modo mantenere vigile e allerta la situazione, soprattutto appunto in un periodo che può, come è stato detto, portare appunto ad infiltrazioni criminose appunto all'interno delle aziende che si trovano in difficoltà. La realtà, per fortuna, del comparto turistico, quantomeno quello del litorale balneare, ha avuto, insomma, lo scorso anno una seria difficoltà, ma quest'anno sta andando molto meglio, e quindi probabilmente le aziende di questo comparto di riferimento hanno, diciamo così, meno possibilità, insomma, di essere oggetto di questo tipo di attenzioni da parte anche della criminalità. Comunque è fondamentale che ci sia questo rapporto, questa
questo legame tra le associazioni di categoria, le istituzioni, regione, comuni, città metropolitana, province e le forze dell'ordine, che devono naturalmente garantire un'attenzione e un'intelligence molto, molto puntuale proprio per stroncare sul nascere certe situazioni. Ecco, stiamo vedendo intanto le immagini della spiaggia di Jesolo, entriamo quindi con il mese di agosto nel clou, insomma, della stagione balneare. Maschio, com'è insomma la situazione dal vostro osservatorio, dal vostro punto di vista, le previsioni per il Ferragosto? Nonostante insomma la situazione sanitaria, abbiamo visto, desti qualche preoccupazione, insomma si sperava che il virus desse una tregua durante l'estate, invece purtroppo con questa variante Delta così non è, per cui insomma l'attenzione deve continuare a restare molto alta. Io come sempre mi astengo da valutazioni da virologi, quindi ce ne sono già tanti in TV e nei giornali, quindi su questo non mi pronuncio. La variante c'è, indubbiamente sta imperversando, ma fortunatamente devo dire non sta creando danni al settore, almeno per il momento. Devo dire che i numeri che abbiamo come Jesolo, ma devo dire come Costa Veneta in generale, sono numeri confortanti, lo dico con serenità in questo momento. Abbiamo chiuso un luglio con un'occupazione media nel settore alberghiero, sempre parliamo attorno all'80%, ovviamente con picchi di sold out nei weekend. Abbiamo delle previsioni per il mese di agosto fatte questa mattina stesso tramite il sistema benchmark del quale ci avvaliamo per valutare queste analisi, che danno già un'occupazione inserita attorno al 77% alla data attuale. Sappiamo sempre che poi agosto, comunque, dove c'è una percentuale interessante di italiani, normalmente prenotano un po' più sottodata, quindi è facilmente auspicabile e prevedibile che quel 80% di media di luglio possa essere anche superato per agosto e quindi arrivare ad una media attorno al 90% di occupazione per il mese. Numeri, ripeto, importanti, confortanti, che fanno guardare un po' al periodo ante-Covid, quindi siamo ai livelli del 2018, tanto per darci un ordine di grandezza, quindi devo dire che la situazione è positiva. Abbiamo anche un buon ritorno dai mercati stranieri, quindi anche questo devo dire fa ben sperare, perché per noi i flussi internazionali sono, direi, fondamentali. Non stiamo ricevendo, altra cosa che sento spesso, cancellazioni, non c'è un aumento del tasso di cancellazione sul mese, a frutto di quello che sta circolando un po' anche sui media, spesso a livello di informazione, sul Green Pass, sulla variante. In questo momento la gente continua ad aver voglia di vacanza, forse neanche bisogno, devo dire, e sta dando fiducia alle località, sta dando fiducia anche in questo caso al comparto, che già l'anno scorso e anche quest'anno ha saputo reagire e comportarsi in maniera adeguata alla situazione, garantendo sicurezza prima di tutto agli ospiti, ai propri collaboratori. Perciò credo che potremo parlare di un buon mese di agosto e forse anche di una stagione, direi, buona alla fine di settembre. Ecco, Martin, per quanto riguarda Federconsorzi, che previsioni ci sono insomma per il mese di agosto? Come vi state preparando a quello che è insomma il mese principe della stagione estiva? Beh, sicuramente per quanto riguarda gli arenili, quindi i consorzi che fanno parte della nostra federazione, c'è una costante attenzione sui servizi che stiamo erogando, e quindi li stiamo affinando proprio per garantire una qualità sempre maggiore ai nostri ospiti, e ci avviciniamo anche noi quindi al tutto esaurito, sia negli stabilimenti balneari sia anche nelle realtà extra alberghiere, che comunque danno un forte incremento rispetto allo scorso anno. Ci sono chiaramente ancora dei problemi da chiarire, da sistemare, soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo della spiaggia nelle aree libere, che hanno dato qualche problema, soprattutto dove non c'è la presenza di forze dell'ordine o comunque di vigilantes, di steward che possono effettivamente garantire un certo controllo e una certa garanzia, insomma, che le regole possono essere, soprattutto quelle anti-assembramento, possono essere rispettate.
però ecco, vedo che rispetto all'inizio della stagione, al mese di giugno, le cose si sono assestate e c'è un buon ritorno in generale appunto da parte della clientela. L'altro aspetto è quello della notte. La spiaggia è diventata in qualche modo lo sfogo per molti giovani che non avendo disponibilità di utilizzare discoteche o altre forme, diciamo, di aggregazione, molto spesso si rivolgono appunto verso l'Arenile e quindi qui c'è la necessità di potenziare, come abbiamo sempre chiesto, il controllo anche da parte delle forze dell'ordine nel momento in cui ci possono essere situazioni, insomma, di ordine pubblico. Infatti è proprio di queste ultime ore, no, la notizia di questa rissa violenta che c'è stata in spiaggia, addirittura insomma sono stati presi degli ombrelloni utilizzati come mazze da gruppi di ragazzi, evidentemente insomma un po' alticci, almeno così sembra. In questo senso, diciamo, le vostre richieste quali sono? Perché purtroppo insomma sono episodi che durante la notte si sono verificati più volte, no? nell'Arenile. C'è qualche problema credo con il collegamento? Sì. Martin, mi sente? La costa... Sì, pronto? Sì, la sentiamo bene, prego. Mi sente? Sì. Bene. Ecco, volevo dire che la spiaggia di Jesolo è lunga 15 chilometri. I fatti che si sono verificati sono concentrati abbastanza in una parte limitata, che è la zona dove ci sono maggiormente concentrazioni di giovani, di locali, eccetera, sia di notte ma anche di giorno. Diventa un'area, una zona, diciamo, molto gettonata da parte dei giovani e purtroppo ci sono anche abusi nel consumo di alcol che dovrebbero essere invece vietati come da ordinanza sindacale fatta proprio ancora nei mesi scorsi. Quindi il nostro appello è sicuramente quello, al di là della buona volontà dei nostri soci associati, consorzi e stabilimenti, di mantenere alta la vigilanza e il controllo anche con il personale privato, ma c'è la necessità, come abbiamo già insistito molto spesso, di potenziare il controllo da parte delle forze dell'ordine. Ecco, quindi questo è quello che deve essere il messaggio che deve essere percepito e deve raggiungere chi di dovere, insomma, soprattutto a livello nazionale e governativo, perché si rendano finalmente conto che la realtà turistica non solo di Jesolo ma tutta Italia ha la necessità di avere una sensibilità maggiore, soprattutto per quanto riguarda l'ordine pubblico e i numeri che effettivamente vengono rilevati. Jesolo diventa ad esempio la città più grande del Veneto durante questo periodo, quindi non ci sono altre realtà così numerose dove c'è moltissima concentrazione, soprattutto anche di persone che vengono per divertirsi e quindi hanno magari la voglia di superare certi ostacoli, certe regole, certe imposizioni, per cui ci vuole un controllo vero del territorio. Questo è l'appello che noi continuiamo a fare e che speriamo venga raccolto il più presto. Ecco, da parte vostra, Maschio, un commento su questo, insomma, più volte anche l'amministrazione comunale è intervenuta su questo, sono state scritte delle lettere al prefetto, sono state fatte le ordinanze, insomma le misure per poter arginare questi fenomeni che si potevano mettere in campo sono state diciamo portate avanti tutte quante, eppure purtroppo alcuni episodi continuano a verificarsi. Secondo lei può anche in qualche maniera incidere, come dire, il fatto che i locali della notte siano chiusi e quindi magari i giovani sfogano altrimenti questa loro diciamo esuberanza? Guarda, abbiamo parlato lungamente di questo argomento una sera proprio qui da voi con Arboit e la Donazzan proprio sul tema dei giovani e devo dire che ci vorrebbe forse una settimana intera per analizzarlo profondamente, perché a volte credo si rischi di fare un'analisi un po' superficiale del problema che, come dissi già a suo tempo, è evidentemente un problema più di carattere sociale che
di sicurezza pubblica. È pur vero che la sicurezza pubblica in questo caso è il primo cerotto da mettere. Credo che la partita che stanno affrontando, che stanno giocando nel G20 spiagge, quindi delle 20 località, le principali località balneari d'Italia, del riconoscimento di località balneari, che quindi questo porti a non dover neanche più richiedere un supplemento di forza dell'ordine durante i periodi estivi rispetto al periodo invernale, perché ci sono località, come diceva appunto l'amico Renato prima, che come Jesolo durante l'estate diventa la prima città del Veneto, ma le forze dell'ordine, la struttura tecnica della località è tarata su una località di 26.000 abitanti. Spesso le figure supplementari che vengono inviate durante l'estate sono insufficienti per questo, quindi quella certamente può essere una strada che può portare a una risoluzione di molte problematiche legate al sottodimensionamento, diciamo così, della struttura della località, perché è tarata appunto sugli abitanti. Ribadisco, per me questo è più un problema di carattere sociale, va affrontato in altra sede forse. Devo dire che non credo che la sola riapertura dei locali risolverebbe questo problema. È evidente come questo anno e mezzo, come tutti noi, forse è pesato ancora di più sulle spalle dei giovani, che in questo momento non trovano valvole di sfogo, e insomma siamo stati tutti ventenni e sappiamo qual è la carica, no, di quell'età e la voglia di correre. Certo non è giustificabile a volte il comportamento che viene tenuto, assolutamente, anzi va stigmatizzato in toto. Credo che molti di questi in realtà, anche con la riapertura dei locali della notte, che mi auguro prima possibile possano riaprire, anche per la vicinanza che ho nei confronti di molti amici e colleghi della notte, perché credo sia un comparto in questo momento gravemente penalizzato al di sopra di quello che è il problema che potrebbero creare con la riapertura. Molti di questi in realtà credo non frequenterebbero comunque i locali della notte. Purtroppo c'è un mondo che si sposta il sabato pomeriggio in autobus, arriva a Jesolo, dorme nei parcheggi, dorme in spiaggia, non dorme, si ferma in spiaggia e riparte il pomeriggio dopo, quindi diciamo non sono neanche ospiti della località fondamentalmente. Quindi temo che anche la riapertura dei locali certamente attenuerebbe una parte dei flussi che oggi si riversano, come diceva prima, maggiormente in spiaggia o nelle piazze principali, ma temo non sarebbe sufficiente. Va analizzato un po' nel complesso, non passando all'errore che a volte commettiamo un po' tutti di guardare solo un pezzetto del problema, cercare di mettere un tampone che, ripeto, è fondamentale, è importante metterlo subito, e le ordinanze del sindaco e eventuali rinforzi alle forze dell'ordine certamente aiutano, ma non risolvono il problema che ciclicamente anno dopo anno si ripropone, quindi evidentemente vuol dire che quello, ripeto, è il cerotto, ma la cura deve essere un'altra. Certo, sicuramente. Ora c'è un altro tema che volevo affrontare con voi, del quale si sta appunto molto parlando nelle ultime ore, quello del Green Pass, no? Ormai sono gli ultimi giorni, da venerdì entrerà appunto operativo questo nuovo sistema di verifica. Come in qualche maniera, diciamo, vi state attrezzando, e qual è un po' il sentore che voi avete attraverso il contatto con gli ospiti, con i turisti, sull'accoglimento di questo provvedimento per appunto il controllo di chi entra nei locali chiusi? Maschio. Allora, io sono sempre stato molto scettico sul Green Pass, sul certificato verde, sul quale cercavamo di fare una fuga in avanti qualche mese fa. Sono sempre stato molto scettico sul dover dare un nome a delle semplici norme, fondamentalmente. Si fosse detto fin da subito, cosa che in realtà è stata fatta per i mercati stranieri, perché ricordiamoci che al di là dell'applicazione del Green Pass fra 3 giorni, teoricamente, dico teoricamente perché poi insomma effettivamente c'è stato poco controllo forse, ma le persone provenienti dai mercati stranieri comunque avrebbero dovuto avere un tampone, un ciclo vaccinale completo o essere guariti entro gli ultimi 6 mesi dal Covid per arrivare. Quindi di per sé per i mercati stranieri non cambia quasi nulla, cambia più per il mercato interno che invece non necessitava di questo, cambia soprattutto per la frequentazione dei locali al chiuso, anche se anche lì devo dire ci sono alcune discresie che mi piacerebbe mettere sul tavolo a volte, perché non ne capisco la ratio. Però torno alla solita questione di sempre, è un anno che lo diciamo, ci vuole chiarezza. Oggi siamo al 3 di agosto, fra 3 giorni va in applicazione la norma e abbiamo ancora dubbi sull'applicazione puntuale della norma stessa. Ecco, per gli alberghi come funziona?
Ma vorremmo saperlo, infatti, guardi, come funziona. Allora, in realtà ci sono due punti che si contrastano un po' tra di loro, anche se al momento l'interpretazione che viene data è quella più stringente, in attesa di una valutazione puntuale sul tema. E qual è? Che si fa richiamo a un vecchio DPCM che prevedeva l'esenzione per gli alloggiati nelle strutture ricettive nell'ambito della ristorazione, appunto agli alloggiati. Oggi quella norma che era stata messa nel DPCM precedente, del quale si fa richiamo, in realtà viene messa in contrasto dall'ultimo punto che è stato messo, che è quello dove si cita che ogni azienda di somministrazione di cibi e bevande di qualunque genere e tipo è soggetta all'applicazione di. Quindi rientriamo anche noi come strutture ricettive che facciamo anche somministrazione o siamo esclusi? Punto di domanda. Ora, con buona pace dei colleghi di FIP e dei locali, che capisco certamente non saranno contenti qualora fosse, ma lo è stato fino a ieri. Quindi oggi noi siamo il 3 di agosto e non riusciamo a rispondere ai soci che vi posso dire nelle ultime ore ci hanno chiamato a centinaia, e tanto io quanto i miei colleghi del Consiglio di amministrazione e il direttore abbiamo risposto personalmente a questi soci dicendogli che stiamo attendendo una interpretazione puntuale, perché siamo abituati a dare indicazioni certe, in questo momento un'indicazione certa su questo non ce l'abbiamo. Per cui ci venga data, vengano rese chiare, e non solo per l'Italia, ma che vengano rese chiare per tutta Europa, perché oggi riceviamo anche centinaia di telefonate in azienda da parte di ospiti che devono arrivare e che ci chiedono a che condizioni debbono arrivare. E infatti questo le stavo per chiedere, che cosa dite magari agli stranieri che vi chiedono: devo arrivare nell'albergo, cosa devo fare? Devo avere il Green Pass, devo fare il tampone, posso entrare, non posso entrare, ho solo una dose, ne ho due, che cosa rispondete? Guarda, in questo momento devo dire che le nostre responsabili del front office e del booking sono delle esperte di Covid come pochi altri in Italia, credo, perché sono chiamate a dare le risposte più disparate sul tema da parte non solo delle norme italiane, ma anche a volte di quello che succede nei mercati esteri, in Germania, Austria e Svizzera in primis, perché a volte gli ospiti tedeschi ci chiedono come devono tornare a casa loro dopo. In questo momento, per esempio, la Germania richiede il tampone al ritorno, per esempio, no? Anche perché arriva dall'Italia, motivo per il quale abbiamo organizzato un centro tamponi come associazione già da qualche tempo. Quindi cerchiamo di dare risposte più chiare possibili, più certe. A volte siamo in difficoltà a darle per il motivo di cui poc'anzi accennavo, perché a volte manca a noi stessi la chiarezza di certe norme e di certe interpretazioni. Diciamoci anche il fatto che arrivare al 3 di agosto e applicare delle nuove norme al 6 di agosto in piena stagione non è propriamente facile. Non è propriamente facile comunicarle a migliaia di ospiti che devono arrivare nelle nostre località. Devo dire che le tempistiche forse dovevano essere anche qua un po' più in considerazione delle dinamiche di un'azienda, delle dinamiche del turismo, anche se posso capire le difficoltà burocratiche, a volte le lungaggini, però certamente non ci hanno dato una mano. Ecco, quindi insomma speriamo che prima di venerdì si metta nero su bianco, no, l'interpretazione di questa norma, in modo da poter dare delle risposte certe a tutti gli imprenditori, ma anche a tutti i cittadini che magari in questo momento sono un po' confusi e stanno prendendo d'assalto le farmacie piuttosto che altro per scaricare il Green Pass o stamparlo. Martin, su questo, anche se naturalmente le vostre strutture sono all'aperto, per cui diciamo meno direttamente interessate, ma la sua opinione qual è? Beh, fortunatamente gli stabilimenti balneari e quindi arenili, essendo all'aperto, avendo già avuto comunque tutta una serie di linee guida che hanno previsto un distanziamento delle postazioni degli ombrelloni piuttosto che delle aree libere, diciamo hanno già avuto una norma che ha garantito quindi una tutela e una sicurezza dal punto di vista della salute. Per fortuna appunto il Green Pass non ha preso in considerazione l'utilizzo appunto degli arenili, degli stabilimenti balneari, chiaramente come strumento per accedere a bar, ristoranti, e speriamo non venga considerato per gli alberghi. È comunque uno strumento che, come ha detto Alberto, non ha dato una chiarezza e una certezza
per quanto riguarda gli ospiti, quindi dovrebbe secondo me essere così trovato una strada, un sistema molto più semplice. Io speravo molto nel test veloce, nel test salivare. So che in alcuni alberghi in Austria fanno questo, anche ristoranti eccetera, fanno questo di routine, cioè il tampone lo fanno direttamente in albergo con il sistema quello veloce, insomma quello salivare. So che molti lo considerano non troppo attendibile, però già sarebbe uno screening diciamo iniziale e darebbe, diciamo così, la possibilità di tenere sotto controllo comunque la diffusione del virus. Penso che diciamo sopra una certa età comunque la vaccinazione sia stata diffusa in tutta Europa, quindi gran parte degli ospiti che provengono dai paesi di lingua tedesca o inglese, francese, insomma, che comunque affollano le nostre realtà, le nostre spiagge, siano gran parte vaccinati, e quelli che sono arrivati per più giorni naturalmente hanno anche il tampone negativo. Quindi diciamo che la sicurezza sarebbe già garantita, come è stata garantita anche nei primi mesi della stagione. Ecco, lei accennava prima a qualche problemino, soprattutto non negli stabilimenti, ma più nella spiaggia libera, diciamo, per mantenere il distanziamento. Il sistema, quello diciamo che ormai abbiamo tutti imparato a conoscere, dei picchetti, della prenotazione, quindi non funziona proprio benissimo? No, funziona bene se si riesce a mantenere l'attenzione, la sorveglianza da parte dei vari operatori. Quindi l'iniziativa che abbiamo portato avanti come Federconsorzi, cioè quella di ingaggiare e dare quindi l'affidamento a dei sorveglianti, degli steward che controllino effettivamente le zone libere, le aree libere, ha funzionato dove effettivamente questo servizio è stato messo in atto. Dove invece non c'è questo controllo costante, il rischio è effettivamente che nelle zone libere, soprattutto nella parte frontale della spiaggia vicino al mare, si creino degli assembramenti, e quindi questo sì, può dare avvio anche a delle situazioni di pericolo. Diciamo che l'esperienza è positiva, quella che stiamo facendo, però è necessario che ci sia la collaborazione anche degli utenti, della chiaro, clientela, no, che poi il rispetto delle regole individuali diventa ovviamente fondamentale. Esatto. No? Se ognuno ci mettesse del suo, esatto, magari certi problemi riusciremo a evitarli molto, molto più facilmente. Per chiudere, proprio una battuta veloce, Maschio, che Ferragosto si aspetta? Caldo col sole e pieno di gente. No, credo certamente sarà, salvo insomma situazioni imponderabili che mi auguro non si verifichino, credo sarà un buon agosto. L'invito ovviamente a tutti è quello di rispettare al massimo le norme, quello che facciamo costantemente con i nostri soci, ma so che lo fanno in maniera scrupolosa. È evidente che l'estate, che come diceva Gerry Callà non è una stagione ma è uno stato d'animo, porta un po' a lasciarsi andare. Prestiamo attenzione, perché se vogliamo fare un buon Ferragosto e anche direi un buon settembre, perché secondo me sarà anche un ottimo settembre, gli eventi che ci saranno a Jesolo credo che lo faranno diventare tale, ma bisogna però, perché sia così, di mantenere quella soglia di attenzione comunque sempre piuttosto alta, per arrivare più avanti possibile e scongiurare di dover ricadere in qualche chiusura dall'autunno in poi. Grazie, allora io vi ringrazio per essere stati con noi, grazie ad Alberto Maschio, presidente dell'Associazione Veneziana, dell'Associazione Jesolana Albergatori, e a Renato Martin, presidente di Federconsorzi Jesolo. Buona giornata e buon lavoro. Noi ora ci fermiamo, la linea alla regia, perché vediamo insieme le previsioni del tempo per le prossime ore, la pubblicità, poi torniamo in studio per parlare di pesca. A tra poco.
Miro Servizi, ecologia e soluzioni per l'ambiente, dal 1992 al vostro servizio. Ben ritrovati al Meteo. Italia divisa in due, il sud nella morsa del caldo e degli incendi, il nord attraversato da correnti instabili che insisteranno sul nostro territorio anche nella giornata di martedì 3 agosto. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto in mattinata avremo ampi spazi di sereno. Col passare delle ore il cielo tenderà ad annuvolarsi e a scurirsi. Tempo poi via via più instabile, con temporali diffusi, specie sui settori montani e pedemontani, fenomeni più occasionali invece in pianura. Temperature stazionarie o in lieve calo, minime tra 12 e 20 gradi, valori massimi compresi invece tra i 24 e i 30 gradi all'incirca. Stesso scenario poi anche sul Friuli Venezia Giulia, tanto sole inizialmente, dal pomeriggio piogge localmente più intense. Temperature minime tra 15 e 19 gradi, massime sui 26-27 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove anche in questo caso andrà meglio al mattino, ma dalle ore pomeridiane sarà possibile qualche rovescio a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 15-16 gradi, massime sui 25-26 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Miro Servizi, ecologia e soluzioni per l'ambiente, dal 1992 al vostro servizio. Eccoci nuovamente in diretta con il nostro telegiornale. Parliamo ora di pesca perché sabato è scattato il fermo pesca in tutto l'Alto Adriatico. Abbiamo in collegamento per parlare proprio di questo tema Antonio Gottardo di Lega Coop Pesca Veneto. Buongiorno Gottardo, grazie per essere con noi. Allora, fermo pesca biologico, i pescherecci della marineria Chioggiota, come del resto tutti quelli dell'Alto Adriatico fino ad Ancona, resteranno ormeggiati in porto, sulle banchine per 37 giorni, no? Riprenderanno il mare soltanto il 6 di settembre, almeno per quanto riguarda la pesca a strascico. Quest'anno, diciamo, con che spirito viene affrontato dalle marinerie questo stop? Lo spirito, parliamo proprio di spirito a questo periodo. L'approccio da parte della categoria, da parte del settore della pesca professionale nei confronti del fermo biologico è sempre stato un approccio positivo. Siamo sempre stati convinti, l'abbiamo sempre chiesto con forza, chiedere un periodo di riposo biologico per la risorsa, perché siamo convinti che sia importante un periodo di riposo, di ripopolamento della biomassa pescabile, ed è il primo grande effetto di questo periodo di fermo biologico. Il secondo effetto, altrettanto importante, è l'aspetto commerciale, nel senso che dividere i periodi di fermo biologico a livello nazionale consente al cittadino, al fruitore dei supermercati, a chi va al ristorante, di poter avere del prodotto fresco praticamente tutto il periodo. Quindi il fermo biologico produce due effetti positivi per la biomassa pescabile e anche dal punto di vista commerciale. Ecco, ma quindi il pesce che troviamo al mercato, al supermercato piuttosto che al ristorante in questo periodo, da dove arriva? Arriva dall'Italia e arriva importato dall'estero. La scelta la fa il cittadino, deve avere la consapevolezza e anche, credo, la capacità, ma ormai so che la maturità da parte degli italiani, in particolare i veneti, ha raggiunto livelli molto importanti, di scegliere un prodotto nostrano da un prodotto importato oppure congelato.
Ecco, infatti è un tema sicuramente molto dibattuto, del quale si è tanto parlato da anni, è la concorrenza delle vicine marinerie croate, no? Che appena di là del mare continuano a pescare, mentre qui comunque si è fermi e peraltro magari andando a saccheggiare anche quella risorsa ittica che giustamente, come lei sottolineava poco fa, ha bisogno anche di un periodo di tregua per poter poi riprendersi. L'Adriatico è una vasca da bagno, non possiamo chiuderci ancora dentro logiche di confine e di particolare. Auspicabilmente la Croazia entrerà nell'Unione Europea e ho la presunzione di dire che affrontare la gestione della risorsa e la tutela della categoria, la tutela anche delle nostre imprese, deve passare necessariamente attraverso piani di gestione condivisi transnazionali, quindi tra l'Italia, la Croazia, ma aggiungo anche l'Albania, che sta costruendo una flotta non da poco, il Montenegro e gli stati che insistono sull'area adriatica. Ecco Gottardo, per quanto riguarda diciamo il futuro, ora c'è questo momento insomma di stop, si ripartirà a settembre. Certo è che in molte marinerie insomma c'è una certa apprensione nel guardare al futuro. Lo scorso 12 giugno ci fu una grossa manifestazione dei pescatori a Chioggia, insomma, che ha evidenziato anche uno stato di malessere del comparto, in particolare per quella partita diciamo che si dovrà giocare prossimamente sui tavoli dell'Europa per quanto riguarda appunto la riduzione, i tagli dei giorni di pesca, e questo diciamo è un motivo di preoccupazione. Che cosa, come vedete diciamo questo aspetto? Le faccio i miei complimenti per la preparazione, non è semplice avere qualcuno che su questo settore è così preparato. Ha colto benissimo il senso. Abbiamo organizzato una manifestazione il giorno 12 proprio per evidenziare gli aspetti che lei citava. Noi da anni ci fermiamo quasi 30-40 giorni all'anno, adottiamo anche delle misure post fermo, quindi dopo il fermo, di riduzione dei giorni. La logica assolutamente demenziale da parte dell'Unione Europea è quella di aggiungere, su sollecitazione di una ricerca molto spesso di parte e poco propensa anche alla sostenibilità non solo ambientale ma anche sociale ed economica, tende la Comunità Europea ad aggiungere ulteriori giorni di fermo pesca. Significa una cosa semplice, lo dico ai telespettatori. Un'impresa sotto un tot di giorni all'anno chiude, semplicemente chiudere. E chiudere un'impresa vuol dire chiudere un rapporto di lavoro con gli operai, chiudere l'indotto e togliere la possibilità di avere del prodotto ittico fresco sui nostri mercati, puntando magari alle importazioni di prodotti esteri dove magari non vige questa regola così dissennata che è stata imposta dall'Unione Europea. Ecco, quindi diciamo l'autunno voi come lo vedete, Gottardo? L'autunno, se il nostro governo si metterà una mano sul cuore e non in punta di piedi col cappello in mano, ma con una ragionevole autorevolezza andrà a Bruxelles a dire che in Italia esistono delle imprese che hanno affrontato il Covid, che hanno lavorato, che portano a casa reddito per le famiglie e anche attraverso l'indotto, che valorizzano il territorio portando del prodotto e valorizzando l'aspetto anche enogastronomico locale, producono ricchezza. Se questo non riescono a spiegarlo a Bruxelles, allora davvero è meglio che chiudiamo le imbarcazioni in porto, troviamo un'alternativa di lavoro e cercheremo poi di andare a mangiare il pesce importato dal Madagascar, dall'Oceano Atlantico, da qualche altra parte. Questo è il rischio vero. Sono fiducioso, sono ottimista, confido nella capacità di questo governo di fare una pressione su Bruxelles per ridurre i danni che sta portando avanti attraverso questi piani di gestione assolutamente decontestualizzati dalla realtà. Questo è il punto vero.
Ecco, già una volta, insomma, negli anni passati comunque abbiamo visto come l'Europa poi alla fine abbia accolto le istanze dei pescatori italiani, veneti nello specifico, penso per esempio alla pesca delle vongole, della misura delle vongole, no? Era stata una vittoria dei nostri pescatori che altrimenti non avrebbero più potuto pescare i lupini, noi le chiamiamo le pevarasse, no? tanto amate nel Veneto, che però sono di una misura più piccola rispetto a quella che era stata stabilita dall'Europa, ma proprio perché più grandi non diventeranno mai, no? Già, questo è il punto vero. Trovare un sistema per cui la specificità sia un elemento portante delle politiche europee. Riuscire a spiegarlo non è particolarmente semplice, ma non abbiamo altra strada. Questo è un settore che può davvero valorizzare alcuni aspetti, e lo diciamo da anni anche con gli amici ambientalisti, può valorizzare la tutela del mare. Spesso dimentichiamo che i pescatori sono le sentinelle del mare e il fattore inquinamento, il fattore del cambiamento climatico non sta producendo danni solamente ad un ambientalismo di facciata, ma sta producendo danni anche al nostro settore con l'implementazione di specie nuove e diverse, con dei cambiamenti importanti, e insieme dobbiamo affrontare questa battaglia. Se la logica è troviamo un capro espiatorio, come diceva un libro di Daniel Pennac, allora è un'altra cosa. Però qui parliamo di lavoro, parliamo di imprese, di industrie, di trasformazione, di commercializzazione, parliamo di reddito, ed sarebbe un peccato perdere questa opportunità. Senz'altro, io la ringrazio per essere stato con noi e per avere chiarito questi aspetti che magari sono un po' meno conosciuti, diciamo, al grande pubblico, ma che però insomma è importante sapere, anche perché è importante sapere cosa si va ad acquistare quando si va a fare la spesa e si compra il pesce nella scelta tra il prodotto magari nostrano e quello che viene dall'estero. Grazie ad Antonio Gottardo di Lega Coop Pesca Veneto, buona giornata e buon lavoro. Grazie, buona giornata a voi. Grazie, un saluto. Allora noi continuiamo a parlare di economia, passiamo però ad un altro settore, ad un settore completamente diverso, che è quello del terziario. Ringrazio, ecco, vedo che l'abbiamo già collegato, il professor Alessandro Minello, docente di economia e politica industriale all'Università Ca' Foscari di Venezia. Buongiorno professore, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Allora, ci sono dei dati particolarmente interessanti e significativi che sono stati presentati proprio in questi giorni e sono relativi ad uno studio che è stato effettuato nello specifico a Treviso per quanto riguarda il settore del commercio, del turismo e dei servizi. Vuole riassumerci brevemente quelli che sono i punti cardine di questa indagine che voi avete effettuato relativamente al primo trimestre, se non erro, di quest'anno? Esatto. L'indagine ha riguardato l'andamento del settore terziario della provincia di Treviso. Il primo trimestre si è chiuso positivamente e sicuramente c'è stato un miglioramento rispetto ai valori dell'ultimo trimestre del 2020 e allo stesso periodo del primo trimestre 2020. Quindi c'è un settore che si è ripreso, seppur lentamente. Naturalmente questa ripresa, questo rilancio del settore ha riguardato molto i servizi, che rappresentano la vera infrastruttura del territorio, e molto meno invece il turismo, che è il settore che è stato più colpito dalla pandemia. Il commercio segna anche lui un certo ritardo, che però è dovuto a un processo che arriva da lontano, nel senso che il settore è soggetto a un processo di consolidamento che dura da qualche anno. Il terziario contemporaneamente cresce anche nei posti di lavoro, infatti nel primo trimestre sono stati creati oltre 2.000 posti di lavoro, per cui è un settore che, nonostante le difficoltà e nonostante
l'essere stato colpito da un vero e proprio tsunami, come è stata la pandemia, ha saputo interrogarsi e ha saputo anche rialzarsi, e questo è un elemento importante perché è un segnale di vitalità, e senza terziario l'economia locale non potrebbe crescere, non potrebbe svilupparsi. Certo, ci sono alcune luci e alcune ombre. Le ombre sono soprattutto, per esempio, la disaffezione dei giovani al fare impresa. Infatti nel nostro rapporto rileviamo bene come ci sia stato un calo elevato di giovani imprenditori, a fronte invece di un aumento degli imprenditori addirittura ultra settantenni. Questo creerà dei problemi di ricambio generazionale, ma soprattutto anche di nuove idee, di nuovi progetti, di nuove attività, soprattutto in un'economia digitale, in un'economia online, una cosiddetta economia delle piattaforme che si sta affermando sempre di più. Ecco, per quanto riguarda, appunto, lei citava i negozi, il dato però complessivo, diciamo, del saldo, diciamo, delle chiusure e aperture ha visto, insomma, 326 negozi, se non sbaglio, che in un anno hanno chiuso in provincia di Treviso, insomma un dato abbastanza pesante, direi. Sì, il dato, i 326 è il dato del 2020, cioè in tutto il 2020 al netto delle aperture ci sono state 326 chiusure. E il settore sta attraversando un processo di adattamento continuo. Ha affrontato dapprima la crisi della spesa media, poi ha dovuto affrontare la concorrenza sfrenata della grande distribuzione, infine ha dovuto affrontare il nuovo paradigma delle vendite online. Quindi è un settore che si sta trasformando e in questa trasformazione abbiamo una chiusura di esercizi, soprattutto quelli che sono meno in grado di affrontare la sfida digitale, perché la sfida digitale ha creato un mercato ulteriore, una forma di competizione ulteriore rispetto al passato, mentre la globalizzazione aveva esteso i mercati, la digitalizzazione ha creato nuovi mercati dove bisogna agire con nuovi strumenti, con nuove competenze, e chiaramente le strutture commerciali, soprattutto quelle più tradizionali, che non sanno cucire, non sanno tenere assieme tradizione e innovazione, fanno più fatica. E infatti queste chiusure sono spesso dovute anche all'incapacità di gestire, dialogare e di assorbire la nuova tecnologia. Ecco, professore, pare strano, no, questo dato rispetto a quello che lei diceva prima circa l'età degli imprenditori, no? Perché magari si pensa che siano soprattutto i giovani maggiormente portati ad intercettare, no, queste nuove forme di commercio, queste nuove forme di acquisti rispetto magari a quelle attività che sono gestite da persone un po' più in avanti con l'età e quindi magari un po' meno avvezze alle tecnologie. Guardi, è molto semplice la cosa. Un tempo i giovani avviavano le loro imprese dopo aver fatto un'esperienza all'interno di altre aziende. Era un po' quella visione un po' anche, se vogliamo, un po' romantica del mettersi in proprio, no? Oggi questo è più difficile. Del garzone di bottega che partiva così, esatto, e poi alla fine riusciva, esatto, finalmente ad aprire un negozio tutto suo. Esatto. Oggi è più difficile perché? Perché l'esperienza in bottega spesso è molto tradizionale e quindi non riescono a fare quelle esperienze anche innovative e digitali che dovrebbero fare. Anzi, a volte i giovani sono portatrici di idee distruttive, un po' la concezione della distruzione creatrice di Schumpeter, no? Cioè sono un pericolo per quanto riguarda l'avvio di una nuova impresa che possa mettere in difficoltà degli equilibri già precostituiti, e questo è un problema. Quindi il tema centrale è proprio questo, cioè i giovani, in questo caso quelli più intraprendenti, spesso
vanno all'estero a sviluppare le loro idee, perché trovano all'estero degli ambienti cosiddetti abilitanti, che vuol dire che aiutano a incubare le imprese attraverso servizi di formazione, attraverso l'istruzione, attraverso altri servizi di accompagnamento. E questo è quello che noi oggi scontiamo. Anche una provincia come quella di Treviso, che da sempre è stata ad alta vocazione imprenditoriale, oggi non è più abilitante, il territorio non è più abilitante come un tempo, e quindi i ragazzi fanno fatica a fare impresa, perché la start-up tra l'altro ha un tasso di rischio molto più elevato rispetto ad altre attività, soprattutto se innovativa. E quindi questo è un tema su cui lavorare. Bisogna ripensare al modello educativo, bisogna ripensare a un orientamento all'imprenditorialità innovativa, ridurre la complessità, cioè ridurre la velocità e l'incertezza con cui avvengono i cambiamenti, e questo può essere fatto solo attraverso un'azione di sistema, dove le varie istituzioni, a partire dalle associazioni, dalla Camera di Commercio, dalla scuola, che è fondamentale in futuro per creare quelle competenze che saranno necessarie anche di frontiera per elevare il tasso di imprenditorialità giovanile. Ecco, professor Minello, per quanto riguarda il terziario, quali sono dai dati che voi avete analizzato le imprese che crescono maggiormente, le attività che hanno maggiori chance di riuscire in questo momento che, insomma, lo dicevamo, è sicuramente complicato e difficile? Beh, guardi, c'è tutto il comparto della conoscenza e della competenza, e quindi tutto il terziario avanzato, per esempio, che sta andando molto bene, è andato nel 2021, e sono tutte quelle attività collegate per esempio al digitale, all'online, alle nuove tecnologie. Poi c'è la parte di ricerca e sviluppo, sempre conoscenza e competenza alla base. Poi ci sono invece le attività che riguardano il tempo libero, cioè la qualità della vita. Crescono le attività di intrattenimento, crescono l'arte e la cultura, cresce lo sport, per esempio. Queste sono attività molto importanti per la qualità della vita delle persone. E poi c'è una ripresa invece della componente business, che riguarda per esempio la convegnistica, le fiere, il noleggio, e in particolare soprattutto la parte anche congressuale. C'è stata tutta una riconversione da attività fisiche ad attività online, quindi c'è stata una innovazione all'interno del settore. Calano invece i settori più tradizionali, cala il settore del fashion, della moda, la casa arredo per esempio, quindi il sistema casa è in difficoltà, in parte anche la logistica, in parte il non alimentare, la ristorazione, i servizi alla persona, perché anche le famiglie hanno grosse difficoltà ad acquistare questi servizi. Quindi c'è una ricomposizione all'interno del terziario che in generale va a privilegiare quelle attività che sono più ad alto contenuto di conoscenza e di competenza, e va invece a danneggiare, a deprimere quelle altre tipologie di attività. Ma questa è una tendenza in atto a livello europeo, non solo a livello provinciale. Infatti ci sono stati anche recenti studi dove quelle attività che hanno saputo includere le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie, dal digitale in generale, hanno saputo coniugare il fisico con il digitale, hanno realizzato incrementi di produttività notevoli, esponenziali, e viceversa le altre attività hanno visto declinare questa produttività, e quindi i margini anche di profitto, che poi possono essere ovviamente anche reinvestiti. Professor Minello, per quanto riguarda l'occupazione, sicuramente anche questo è un dato significativo anche per chi ci sta seguendo da casa, no? Il saldo nei primi 3 mesi del 2021 è positivo, no? Ci sono, se non erro, 2.350 posti di lavoro che sono stati creati, nella differenza tra nuovi contratti e cessazioni, però c'è un però, perché è una statistica fortemente sbilanciata, come dire, a favore degli uomini, a favore dei maschi. Le donne lavoro per le donne non ce n'è.
Questa è un'evidenza che si è proprio realizzata, cioè nel senso che i posti di lavoro che sono stati creati hanno la caratteristica di essere per lo più flessibili. Infatti stiamo parlando di oltre 1600 posti poi che sono di lavoro somministrato, quindi con contratti di breve termine, diciamo. Però questo mercato del lavoro è un mercato del lavoro che ha privilegiato i giovani e i maschi in particolare rispetto alle femmine, e le femmine sono state danneggiate maggiormente perché coinvolte soprattutto in alcune tipologie di contratti come l'intermittente, per esempio, che ha avuto un crollo notevole. Il crollo dell'intermittente è dovuto al calo del turismo. Quindi in questo ultimo periodo, in questi ultimi anni, noi avevamo una componente femminile che era molto occupata nelle attività del turismo e soprattutto con contratti anche in questo caso molto flessibili, che sono quelli che si sono più ridotti. Infatti qui adesso si pone un problema sicuramente di riqualificazione e di formazione delle competenze per la componente femminile, ma soprattutto è da valorizzare, io credo, anche la componente femminile in quanto imprenditore, in quanto imprenditrice. Infatti i dati che abbiamo rilevato evidenziano come a fronte di un calo degli imprenditori giovani, molto giovani, c'è una crescita, seppur lenta ma chiara, dell'imprenditoria femminile, e questo è molto importante perché vuol dire che la componente femminile inizia a pensare a un'alternativa che è quella dell'impresa, il fare impresa. E fare impresa femminile è molto importante perché va ad arricchire l'ecosistema dell'imprenditorialità locale, ed è quello che a noi manca in questo periodo. Insomma, di lavoro ce n'è ancora da fare per la vera parità tra uomo e donna anche in questi settori, no? Assolutamente, però va detto che in questi ultimi anni, complice diciamo anche le attività che sono state messe in campo, il ruolo della componente femminile è cresciuto, perché oggi a livello imprenditoriale circa un terzo delle imprese sono gestite in prevalenza da femmine, e questa è una crescita rispetto al passato, ma è una crescita soprattutto di complessità di idee, di ricchezza di idee, di progetti, di attività femminile che poi hanno ripercussioni su tutto il comparto del terziario. Per cui il tema dell'occupazione femminile è un tema che si può affrontare a due livelli. Da un lato riqualificando soprattutto per quelle mansioni anche più, come dire, più tradizionali, e dall'altro cercando di orientare queste nuove idee, incubare le nuove idee di cui è portatrice la componente femminile all'interno di un percorso di nuova imprenditorialità, che credo sia fondamentale per alimentare continuamente quel vantaggio competitivo a livello locale che è proprio l'imprenditorialità. Ecco, un ultimo aspetto, professor Minello, per concludere, proprio che conclusioni possiamo trarre generali da questo report che avete stilato? La conclusione generale è che il settore intanto si sta rialzando, e questo è un dato positivo. Ci aspettiamo con i dati del secondo semestre un ulteriore miglioramento, soprattutto dal lato del turismo, che è il settore che è stato più sacrificato. In generale il terziario è il settore che è stato più colpito dalla pandemia. È quello anche che si è più interrogato in questo periodo, è quello anche che ha più innovato le proprie formule distributive. L'elemento fondamentale su cui riflettere in futuro sarà sempre più quella competenza, la formazione di nuove competenze, affinché le imprese e i lavoratori assieme possano assorbire tutte quelle opportunità che sono date dallo sviluppo del digitale, dallo sviluppo dell'online, che in questo periodo di pandemia ha avuto un'accelerazione fondamentale.
siamo entrati in un nuovo mondo, dove il digitale e le nuove forme di organizzazione da parte delle varie imprese, dei vari settori, hanno portato una serie di sfide, hanno dovuto affrontare una serie di sfide e di innovazioni. Quelli che sapranno dialogare con queste sfide potranno avere un futuro migliore, gli altri sono destinati purtroppo ad arrancare, e questo noi non possiamo permettercelo, cioè dobbiamo cercare di avere un'ottica inclusiva in modo tale che ci sia un'integrazione tra tutte le attività, sia quelle fisiche sia quelle digitali. Professor Minello, io la ringrazio per questo suo intervento, grazie per essere stato con noi. Buona giornata e un buon lavoro, grazie. Buon lavoro, grazie. Grazie, allora noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, linea alla regia, tra poco restate con noi. Ed eccoci nuovamente in diretta con il nostro telegiornale. Dicevamo che quest'oggi ci sono delle importanti novità per quanto riguarda le riaperture alle visite delle case di riposo. Il Ministero della Salute ha fissato delle nuove regole, ne avremo modo poi di parlare dettagliatamente con svariate interviste anche nel corso delle edizioni serali dei nostri telegiornali. Ma c'è anche un altro problema del quale abbiamo diffusamente parlato che riguarda appunto gli istituti per anziani, che è quello della carenza degli infermieri. Ieri a Vicenza c'è stata una manifestazione, vediamo. Non dimentichiamo i lavoratori delle case di riposo, non dimentichiamo i lavoratori delle case di riposo. Non dimentichiamo i lavoratori delle case di riposo. Un sit-in davanti all'ospedale San Bortolo di Vicenza per denunciare la carenza di infermieri nelle case di riposo venete. La CGIL denuncia il rischio di venir meno alcuni servizi essenziali. La situazione è omogenea in tutto il Veneto, con le eventuali specifiche differenze territoriali, ma comunque è una situazione di circa 1400 infermieri che dovrebbero mancare a regime, con servizi che un po' in tutto il Veneto rischiano o di essere chiusi o di non essere aperti, proprio perché è una situazione veramente drammatica. Nel Vicentino le ULSS 7 e 8 hanno distaccato dagli ospedali una trentina di infermieri per tamponare la carenza nelle case di riposo, ma si tratterebbe solo di una misura d'emergenza insufficiente. Servirebbe una programmazione diversa dei percorsi formativi e il recente concorso bandito il 9 luglio per il reclutamento di infermieri extra UE arriverebbe in ritardo. A Vicenza, in questa fase delicata nelle case di riposo, mancherebbero 150 infermieri. Troviamo in una situazione paradossale per cui in questa fase in cui iniziano nuovamente gli ingressi all'interno delle case di riposo, si rischia che le case di riposo non possano accogliere nuovi ospiti a causa delle carenze di personale infermieristico, e questo risente sia rispetto alla possibilità di dare una risposta ai cittadini che per quanto riguarda poi la qualità del servizio, perché in assenza di infermieri comunque le case di riposo devono mantenere gli standard, però portano gli standard ai livelli minimi definiti dalla delibera regionale, e questo comporta necessariamente una qualche riduzione della qualità del servizio. Ecco, allora siamo ora alla pagina politica, abbiamo come ospite Piero Garbelotto, candidato sindaco di Conegliano. Buongiorno Garbelotto, grazie per essere con noi quest'oggi. Facciamo quindi un focus sulla città di Conegliano e sulla politica. Insomma, sappiamo che sono giornate come dire dense di appuntamenti e di presentazioni anche dei vari candidati che si sfideranno il prossimo ottobre per la carica di sindaco. Nel centrodestra sappiamo insomma che le manovre sono state non da poco. Lei è appoggiato al momento, mi corregga se sbaglio, perché sto facendo anche un po' fatica ad orientarmi nell'ultimo periodo. Lei è appoggiato da Lega e Fratelli d'Italia. Forza Italia, sappiamo, no, c'è un problema con il collegamento.
C'è un problema con il collegamento di Garbellotto, allora vediamo intanto con la regia se riusciamo a ripristinarlo. Nel frattempo c'è una notizia che riguarda lo sport, veneto e che è sicuramente importante, e riguarda il Chievo, perché è stata respinta dal TAR del Lazio l'istanza cautelare del Chievo contro l'esclusione dalla Serie B. La squadra veronese, con una posizione fiscalmente giudicata non in regola, esce quindi dal campionato cadetto, al quale sarà iscritto invece il Cosenza. Il club di Campedelli aveva chiesto l'annullamento previa sospensione dell'efficacia della decisione assunta dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, che ne aveva decretato l'esclusione per mancati versamenti IVA. Quindi insomma il ricorso è stato respinto ed in Serie B ci andrà il Cosenza e non il Chievo. Ecco, vedo che si è ricollegato Piero Garbellotto, appunto. Stavamo dicendo, no? Grandi manovre in vista delle elezioni. Nel centrodestra lei è appoggiato da Lega e Fratelli d'Italia. Forza Italia si è smarcata, sappiamo insomma che si è presentato, si presenterà, si è candidato il sindaco Fabio Chies, il sindaco uscente. Diciamo, all'interno del centrodestra lei come si sta muovendo? Perché nella Lega stessa insomma ci sono delle posizioni un po' diverse, visto quello che era successo appunto l'anno scorso e che ha fatto cadere la giunta Chies. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Non stiamo facendo grandi manovre, ma manovre chiare, manovre concrete, un programma basato su 5 direttrici principali per rimettere in moto e rimettere in sicurezza questa città, con un occhio chiaramente alle politiche sociali e alle famiglie che arrivano da una lunga traversata sul deserto. Io sono appoggiato dalla Lega, sono appoggiato da Fratelli d'Italia e dalla lista civica Libertà Civica e Popolari per Conegliano. Non ho tessere di partito, quindi non entro nel merito, diremo, di qualche, forse non so, schermaglia, incomprensione che ci può essere all'interno della Lega. Mi dicono comunque che la sezione coneglianese è passata da 15 a 70 iscritti, quindi credo che ci sia un bel entusiasmo che mi dà sicuramente una bella spinta in generale per partire. Ma anche proprio lunedì sera avevamo fatto la riunione sul programma, avevamo iniziato ad abbozzare le liste e c'è ripeto, un bel entusiasmo. Ci sono tante persone che vogliono far parte di questa avventura, ci sono tante persone che come me credono che Conegliano abbia bisogno di un cambiamento. Ecco, lei parlava di questi punti, diciamo, cardine del programma elettorale sui quali stiate lavorando. 5 punti, vuole illustrarceli? Assolutamente sì, sicurezza, perché non accadano più gli episodi vergognosi che abbiamo visto, l'ultimo anche qualche giorno fa, dove dei clienti si sono dovuti asserragliare in un bar per difendersi da una persona evidentemente alterata e molesta, perché senza sicurezza non ci può essere economia, non ci può essere la politica sociale e non ci può essere neanche trasformare Conegliano nella capitale dell'UNESCO. Ripartenza economica, credo che sia un momento dove bisogna stare vicino a commercianti e imprenditori, perché siamo un volano di ripartenza che permettano di far riprendere Conegliano una posizione che aveva fino a 10, 15, 20 anni fa, quindi essere la capitale della sinistra piave, di non essere come oggi la periferia di San Vendemiano. Politiche sociali, lo dicevo prima, le famiglie hanno fatto 7-8 mesi di questo inverno, diremo, praticamente chiusi in casa, magari con dei bambini, magari anche senza avere la fortuna di avere terrazzino nei giardini o quant'altro, e quindi è stata veramente una lunga traversata nel deserto. Dobbiamo essere vicini a loro. Abbiamo immaginato una Conegliano Card per rendere più fruibili i servizi, diremo, del comune, non solo del comune ma anche di tutte le associazioni, che sono circa oltre 250 del comune di Conegliano, il recupero delle aree dismesse, partendo dalla Zanussi, che è un tumore al centro della città di circa 100.000 metri quadrati, ed è un problema che da oltre 35 anni non viene risolto, che da circa 10 anni è sottoposta a fallimento, ed è anche una zona, diremo, con particolari problematiche di bonifica, quindi ci sarà un occhio al green in particolare, insieme poi alla caserma San Marco, all'ex cotonificio, a tutte le zone che necessitano di essere riprese. Infine, l'ho lasciata per ultima perché credo che sia
una delle cose più importanti, ma quindi ultima ma non ultima, il patrimonio dell'UNESCO. Conegliano deve assolutamente diventare la porta d'accesso dell'UNESCO, perché qui arriva la ferrovia, qui arriva l'autostrada, e da qui devono arrivare i turisti sentendosi sicuri, sentendosi una città diremmo decorosa, quindi un occhio anche al decoro, una città attenta, e perché poi iniziano a fare il giro delle nostre meravigliose colline. Oggi le colline del Conegliano Valdobbiadene hanno 250.000 turisti, si hanno previsioni fino a 1,5 milioni. Lei capisce che per arrivare a intercettare questo 1,5 milioni dobbiamo essere pronti con strutture ricettive, pronti con un piano urbanistico, pronti con un piano di viabilità, e soprattutto deve essere una città vivibile, una città sicura, perché altrimenti questi turisti non verranno qui ma andranno in altre zone. Sicuramente lei punta molto sulla sicurezza, citava l'episodio dell'altra sera di cui abbiamo appunto parlato anche nel corso dei nostri telegiornali, ma ce ne sono stati anche altri che sicuramente, come dire, fanno un po' alzare le antenne su questa cittadina, che pure insomma è una cittadina più che vivibile, no? Quella di Conegliano, dove però effettivamente vuoi la presenza anche di queste bande di ragazzini da un lato, vuoi la presenza di bande multietniche, perché anche questo è stato un elemento che è stato segnalato dalla polizia locale, dalla prefettura, sta, come dire, facendo un po' alzare le antenne su questo problema. Ma questo sicuramente, guardi, io poi non ne faccio né un problema di fascia d'età né un problema di provenienza, perché una città ha delle regole che sono chiare e devono essere rispettate da chiunque. Credo che oggi come oggi sia meglio che i vigili urbani, piuttosto che, mi perdoni la metafora, fare una multa in più a un bar che chiude un quarto d'ora dopo, è meglio che vadano a chiedere a queste persone che non si sa di cosa vivono e che spesso passeggiano tutto il giorno per Conegliano dove vanno, che cosa fanno, per evitare che succedano appunto quegli episodi vergognosi. Io credo che certe zone siano note non solamente a noi ma a tutti i cittadini, e credo che sia importante rimettere la città in sicurezza, ma soprattutto dare la percezione della sicurezza, perché se un posto è sicuro ma io ho la percezione dell'insicurezza, comunque non la frequento. Non ci può essere ripartenza economica, non ci può essere neanche attenzione alle famiglie, perché se intere quartieri o intere zone non vengono frequentate, lei capisce bene che è una città che è destinata a spegnersi. Ecco, stiamo vedendo le immagini di quel raid punitivo che c'è stato qualche mese fa, insomma, che ha come dire, portato sicuramente l'attenzione non solo della provincia di Treviso ma sulla città di Conegliano. Insomma, episodi del genere non si possono vedere in un centro storico, in una piazza. Assolutamente no, di una gravità incredibile, perché è accaduto tra le altre in piazza Cima a domenica alle 3 del pomeriggio, che è frequentato da famiglie, da bambini, e poi oltre alla pericolosità in sé anche l'immagine che Conegliano ha dato nel mondo, perché è diventato virale nei social. E nel momento in cui l'Imoco Volley aveva vinto la Champions League e quindi era titolata in tutto il mondo per questa vittoria, il giorno dopo viene titolata dappertutto per questo raid punitivo che è arrivato veramente ad un degrado veramente spaventoso. Quindi credo che assolutamente sia una delle prime cose da prendere per mano. Abbiamo delle idee molto chiare in questo senso, il programma poi lo espleterà al meglio, ma credo che sia la prima cosa dove puntare per poi iniziare come un domino a mettere a posto tutte le altre. Ecco, citava la Champions League, insomma lei è un volto noto, diciamo, al grande pubblico come imprenditore, ma soprattutto insomma anche per il suo ruolo sportivo nell'Imoco Volley Conegliano. Diciamo, questa sua esperienza, questo suo bagaglio, come pensa possa aiutarla nell'esperienza politica, che appunto mi sembra sia una novità per lei? Diceva non sono tesserato, non ho tessere di partito. Ma guardi, io voglio vederla come un'esperienza amministrativa, perché poi il sindaco è l'amministratore di una città, quindi non un'esperienza politica. Credo che tutte le esperienze che un uomo fa nella vita siano importanti per poi accogliere nuove sfide. Io ho fatto un'esperienza importante nell'Imoco Volley insieme a Pietro Maschio e ad Elena Polo, che forse lavorano più di me anche se si vedono un po' di meno. Ho fatto un'esperienza assolutamente importante in Lega Volley femminile, dove sono stato vicepresidente tanti anni, e credo che quello mi abbia fatto capire anche la gestione, voglio dire, di un consiglio di amministrazione dove ci sono tanti equilibri, tante provenienze, tante cose da gestire. Ripeto, credo che più esperienza un uomo fa nella vita, più
è pronto ad accogliere nuove sfide. Quindi io mi sono riorganizzato in questi mesi per avere tutto il tempo libero necessario per dedicarmi a Conegliano, che è la città che amo, che è la città dove sono nato, dove sono cresciuto, dove ho frequentato la scuola enologica e spero di avere la fiducia dei cittadini per portare a termine il mio programma. Ecco, Garbellotto, qual è il messaggio che lei vuole lanciare a quella parte, diciamo, più moderata, insomma, del centrodestra? Che sappiamo, insomma, Conegliano ha una storia importante alle spalle. Ha una storia e una tradizione assolutamente moderata. Difatti per questo con forza abbiamo voluto al centro la lista civica, Libertà Civica e Popolari per Conegliano. Guardi, il nostro è un programma chiaro, è un programma che non va a promettere tutto a tutti, che sarebbe facile in questo momento, ma quelle sono ciacole che magari i veneti non gli piace tanto. È un programma pragmatico, è un programma che non ha particolari colori politici, è la dimostrazione del fatto che io non ho alcuna testa di partito in tasca, e credo che chiunque abbia la volontà di un rinnovamento e di riportare Conegliano dove era, la perla della provincia di Treviso, la capitale della sinistra piave, mi auguro che voglia sposare. Grazie, io la ringrazio e allora grazie a Piero Garbellotto, candidato sindaco di Conegliano per le prossime amministrative. Buona giornata, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro a tutti. Grazie, un saluto. Noi ora parliamo di Covid, torniamo a parlare di Covid, vediamo insieme quelli che sono, velocemente con l'ausilio della grafica, anche se la regia la vuole mandare in onda, quelli che sono i nuovi dati dei contagi di oggi, che sono arrivati appunto in mattinata dall'azienda Zero. Abbiamo un incremento del numero dei contagi con 663 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Sale anche il numero dei ricoverati, questa è la novità di oggi, perché abbiamo 19 pazienti in più in area non critica, ora sono 125 negli ospedali veneti, mentre rimane invariato a 16 il numero dei degenti nei reparti di terapia intensiva, e purtroppo sono da segnalare oggi anche 3 decessi nella nostra regione, che portano ad un totale di 11.643 le vittime da inizio pandemia nel nostro territorio. Per parlare di Covid abbiamo in collegamento il dottor Fabio Toffoletto, direttore del Dipartimento di Area Critica dell'ULSS 4 del Veneto Orientale. Buongiorno dottor Toffoletto, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi, grazie. Allora, sappiamo insomma che lei ha vissuto un anno e mezzo, l'ultimo anno e mezzo davvero in prima linea nella lotta contro il Covid, lotta che sembrava insomma vinta, in realtà vinta o quasi, insomma in realtà ci stiamo avvicinando a questa, o siamo già entrati anche secondo alcuni in questa quarta ondata, c'è chi la sta chiamando la pandemia dei giovani. Dal suo osservatorio, diciamo, com'è la situazione e che cosa la preoccupa? Beh, dal nostro osservatorio sostanzialmente è l'aumento del numero di contagiati. Sappiamo che maggiore il numero di contagiati, sostanzialmente quelli non vaccinati, e maggiore il numero di pazienti che poi potrebbero aver bisogno di cure mediche e o di ricoveri in ospedale, sia in area critica che non in area critica. Questa è la nostra preoccupazione. Quello che ci preoccupa fondamentalmente sono le persone che non sono vaccinate, gli ultra cinquantenni che non hanno ancora completato la vaccinazione oppure che non l'hanno ancora iniziata, e poi tutto il resto della popolazione che non è vaccinata. Abbiamo visto anche per l'esperienza di questi ultimi giorni che sostanzialmente i ricoverati in ospedale e in reparti di terapia intensiva sono sostanzialmente pazienti che non sono vaccinati oppure non hanno completato il ciclo di vaccinazione. Quindi vuol dire che la più grande arma ed efficace arma che noi abbiamo per poter vivere, sopravvivere e ritornare a vivere normalmente è la vaccinazione.
Certo, sicuramente. Diciamo, per quanto riguarda i ricoveri, state notando, oltre al fatto che appunto, e questo è stato più volte sottolineato, insomma in ospedale finisce chi non è vaccinato, ora finiscono anche dei ragazzi giovani, anche delle persone giovani, insomma si è molto abbassata l'età delle persone ricoverate in questa quarta ondata? Sì, nessuno può ritenersi immune da questo, chi a vario titolo, magari con una malattia più leggera, però nessuno può essere e considerarsi immune, sia giovane che meno giovane. Quindi, ritorno a dire, l'unica arma che abbiamo è essere vaccinati. Ce lo insegnano decine di anni di storia della medicina, centinaia ormai, perché abbiamo iniziato con il vaiolo ancora nel 1700 e sembra quasi impossibile che dopo 200 o 300 anni ancora vi siano delle persone che possono negare l'efficacia di questa arma che abbiamo contro qualsiasi tipo di malattia virale o batterica. Quindi il problema non è di una sola fascia di età, non è di un solo tipo di popolazione, ma di tutti indistintamente, e come sta dimostrando questa che viene definita la quarta ondata, anche delle persone più giovani. Ecco, dal punto di vista clinico, dottor Toffoletto, voi insomma da ormai marzo dell'anno scorso state combattendo insomma in prima linea nei reparti contro questo virus. Come è cambiato l'approccio terapeutico e come è cambiata, se è cambiata, la malattia? È cambiato perché all'inizio eravamo di fronte a una malattia che poi abbiamo progressivamente definito, però purtroppo come è nata e come si è diffusa non ci ha sicuramente aiutato. Quindi all'inizio è stata veramente una battaglia al buio contro questa malattia. Poi pian piano si sono trovate delle soluzioni terapeutiche che ci hanno permesso di migliorare progressivamente l'efficacia delle cure, non ultimo quello degli anticorpi monoclonali. Però il colpo di grazia alla malattia è stata data appunto dalla vaccinazione, quindi da qualcosa che non si conosceva assolutamente adesso si conosce molto bene, abbiamo delle armi con combatterla, però sono sempre armi che purtroppo possono anche risultare inefficaci in una certa frazione di popolazione, soprattutto la frazione di persone che non è, torno a dirlo, vaccinata, nel senso che quando si è vaccinati, anche quando si manifesta la malattia, si manifesta in maniera molto, o non si manifesta assolutamente, o si manifesta in maniera molto ma molto leggera. Ecco, nei vostri reparti ora, dottor Toffoletto, le persone ricoverate chi sono? Nel senso appunto non vaccinate e di giovane età? Possiamo fare un po' un identikit sostanzialmente della persona che ora finisce all'ospedale? Posso dire quello che noi abbiamo in terapia intensiva sono persone di età inferiore ai 60 anni, anche giovani, non vaccinati, mentre l'unica persona che è finita da noi ha avuto una malattia abbastanza leggera, pur essendo una persona anziana aveva finito insomma il suo ciclo di vaccinazione. Se fosse stato in altri tempi, non fosse stata vaccinata, verosimilmente sarebbe andata a finire male. Quindi ci sono giovani che comunque hanno una malattia grave. Ecco, quindi diciamo l'ipotesi anche per le persone vaccinate con doppia dose, l'ipotesi seppur remota di poter contrarre il virus c'è, ma quel che è certo insomma è che molto difficilmente o impossibilmente si hanno delle conseguenze gravi. È così, dottor Toffoletto? È molto difficile avere delle conseguenze gravi, assolutamente sì, perché l'organismo ha delle difese già sue che può mettere in atto quando il virus entra nell'organismo. Quindi questo ci agevola in maniera veramente potente nelle cure che possiamo fare. Quindi è fondamentale avere all'interno del proprio corpo le proprie difese, create grazie al vaccino. Noi possiamo dopo successivamente aiutare, però si è visto che tutto sommato la percentuale di pazienti che possono avere bisogno delle cure mediche dopo essere vaccinati è molto molto bassa.
Ecco, dottor Toffoletto, per quanto riguarda i giovani, abbiamo visto insomma dai dati relativi alle coperture vaccinali che le fasce diciamo di popolazione più giovani sono quelle meno coperte per ovvie ragioni, perché hanno potuto naturalmente cominciare a prenotarsi più tardi, però soprattutto per i giovanissimi ci sono ancora delle diciamo riluttanze, delle perplessità magari da parte dei genitori che comunque non sono dei Novax, ma che magari nutrono ancora qualche timore nel vaccinare i ragazzini, gli adolescenti che, lo ricordiamo, insomma a settembre dovranno ritornare a scuola, per cui sicuramente un problema ci sarà in questo senso. Lei che cosa si sente di dire alle famiglie in questo momento? Guardi, io ho 2 figlie, un adolescente e una un po' più grande, che si sono vaccinate subito e sono contento che si siano vaccinate. Quello che mi sento di dire è che l'unica cosa con cui noi possiamo prevenire anche nei ragazzi giovani l'insorgenza della malattia, che può capitare, è la vaccinazione. E io credo che la vaccinazione sia anche l'unico modo per questi ragazzi di poter tornare a una vita normale, a non privarsi della socialità, della scuola in presenza e di tutti i momenti di comunicazione insieme, di trovarsi, con cui purtroppo sono stati privati in questi 2 anni. Quindi la vaccinazione è sicura, è assolutamente sicura e assolutamente è quella che ci può permettere di tornare a vivere normalmente, e questo è particolarmente importante per i ragazzi giovani. Non ha senso che questi causa la non vaccinazione si debbano privare di una vita normale. Hanno già passato anche troppo a casa. Certo, sicuramente. E volevo concludere, dottor Toffoletto, con una domanda personale, se posso, nel senso, in questi anni, in quest'anno e mezzo insomma, di pandemia, lei ha vissuto nei reparti che hanno dovuto fronteggiare i casi più gravi della malattia, insomma ne ha viste davvero tante, purtroppo anche molte persone che hanno perso la vita. Di tutto questo vissuto, diciamo, che cosa non potrà mai dimenticare, che cosa le è rimasto nel cuore e che cosa le ha insegnato tutto ciò? Mi è rimasto nel cuore la solitudine di questi pazienti che di necessità venivano portati via da casa oppure andavano in pronto soccorso e poi di necessità non potevano avere più alcun contatto con i familiari. La solitudine nostra nei loro confronti, perché è difficile comunicare quando si è vestiti con tutte quelle protezioni, e nei confronti anche dei parenti che purtroppo si vedevano da un giorno all'altro sottratti ai propri cari di necessità per poter proteggere anche loro stessi. Io credo che questa sia una lezione importante, sia una lezione assolutamente importante per noi, per tutti, di quanto sia eticamente sia assolutamente eticamente corretto trovare tutti i modi per potersi proteggere e poter evitare morti assolutamente inutili. Grazie, io la ringrazio dottor Toffoletto per essere stato con noi e per aver lanciato questo appello insomma ancora agli indecisi, a chi ha delle perplessità, sottolineando l'importanza della vaccinazione per difenderci dalla pandemia e soprattutto per poter cominciare a ritornare ad una vita il più normale possibile. Grazie al direttore del Dipartimento di Area Critica dell'ULSS 4 del Veneto Orientale. Buon lavoro. Grazie a voi. Un saluto. Allora, se abbiamo in collegamento il nostro prossimo ospite, eccolo lì, lo vedo, buongiorno a Mauro Visentin, segretario della CGIL di Treviso, grazie per essere con noi. Cambiamo argomento, anche se volevo cominciare con una domanda, Visentin, che riguarda comunque sempre purtroppo il periodo che stiamo vivendo, perché sappiamo che c'è stato ieri sera l'incontro tra il governo e i sindacati sulla questione del Green Pass nei luoghi di lavoro. Il governo sta ancora decidendo, no? Quindi ancora non si sa bene se servirà o meno e quali saranno le indicazioni che verranno date. Lei che cosa ne pensa? Io ho già avuto modo di dire anche in altre occasioni che il vaccino
non è solo mettere in sicurezza se stessi, ma è anche un atto di rispetto nei confronti delle persone più deboli che possiamo incontrare, per cui è utile che lo si faccia. Dopodiché ci sono situazioni senz'altro dove ci deve essere per forza la vaccinazione, penso alla sanità, il settore della sanità, il settore delle RSA, delle case di riposo, eccetera, dove effettivamente ci deve essere un obbligo. In altre realtà io credo vada costruita una coscienza collettiva per provare a superare questa situazione. Dopodiché le valutazioni reali le deve fare chi ha la responsabilità di governo per decidere se ci deve essere un obbligo su tutti. Anche qua io penso che l'obbligo debba comunque contemplare situazioni particolari, realtà del tutto magari anche limitate, ma che non possono affrontare la vaccinazione, e pertanto anche queste, essendo situazioni particolari e magari anche fragili, devono essere messe in sicurezza. Ecco, diciamo sulle professioni sanitarie credo che non ci siano dubbi ovviamente, ma nello specifico per esempio sulla scuola lei cosa ne pensa? Sulla scuola e anche sul pubblico impiego, perché si è parlato anche di questo, no? Dei pubblici uffici, delle persone che comunque vengono a contatto con il pubblico. Sì, come dicevo, io credo che vada fatta un'azione di convincimento e di informazione tale da non dover mettere in campo l'obbligatorietà. Qualora questo non dovesse avere dei risultati, è ovvio che anche qua l'obbligatorietà a tutela di tutti quanti debba passare, ma ripeto, deve essere fatto con una valutazione da parte di chi ha il potere di decidere, e ovviamente questo è il governo e il Parlamento, non certo su spinte di altro genere che magari sottendono a più che salvaguardare magari la salute e la sicurezza, sottendono a salvaguardare l'economia, cosa importante però rispetto alla salute e alla sicurezza senz'altro secondaria. Quindi insomma informazione, persuasione prima di obbligatorietà, questo in estrema sintesi. In molti hanno parlato anche di privacy, no? Di privacy del lavoratore rispetto al datore di lavoro. Secondo lei su un tema così come questo della salute pubblica ha senso ancora parlare di privacy, o hanno ragione insomma quegli imprenditori che dicono cioè io sono comunque responsabile della salute dei miei dipendenti e quindi non posso consentire ad una persona che non è vaccinata di mettere a repentaglio magari la salute degli altri colleghi? Sì, allora il tema è abbastanza facilmente superabile, perché la privacy comunque deve essere sempre mantenuta. Tra l'altro sono magari gli stessi che gridano alla privacy quando si parla dei conti bancari o se hanno pagato le tasse o meno, per cui ecco, bisogna ogni tanto fare anche pace col proprio cervello più che con la propria coscienza. Io credo che sia il medico competente che decide se un lavoratore può svolgere quel tipo di lavoro o meno, e questo è stabilito dalle leggi e ovviamente dal regolamento sanitario. Certo, quindi insomma il medico competente che deve valutare a seconda dei casi, a seconda dell'incarico, delle mansioni di questo lavoratore, no? È così secondo lei? Esatto.
Altra questione che volevo affrontare con Mauro Visentin è quella che è appunto esplosa in queste ultime settimane della carenza di materie prime. Carenza di materie prime che sta cominciando proprio a far vedere i suoi effetti nelle imprese anche del nostro territorio. È di ieri la notizia dell'annuncio di Electrolux di 13 settimane di cassa integrazione a partire da settembre, più altre giornate di fermo produttivo in agosto a causa dei mancati arrivi di acciaio e di schede elettroniche per i frigoriferi, ma già altre aziende in provincia di Treviso, per esempio, hanno annunciato il ricorso ad ammortizzatori sociali. Vi preoccupa un po' questa situazione? Che cosa sta accadendo? Perché succede? Allora, sì, in effetti la cosa è piuttosto preoccupante, soprattutto se comincia ad avere delle dimensioni, come dire, non solo di nicchia per qualche realtà produttiva o meno. Sappiamo che ci sono interi settori che stanno in qualche maniera soffrendo proprio per la mancanza di materie prime o di semilavorati perché magari si approvvigionavano fuori dal territorio italiano o addirittura dal territorio europeo. Penso al comparto dell'automotive piuttosto che quello del legno, piuttosto che quello dell'edilizia, che sta come dire, macinando una serie di commesse importanti e pertanto come dire, in alcuni casi si trova con questo tipo di situazione, per cui è una situazione preoccupante proprio perché il sistema industriale nostro non è preparato ad avere carenza di materia. Noi abbiamo negli ultimi decenni allungato la filiera, siamo andati ad approvvigionarci dove il costo della materia, il costo del semilavorato è più basso e sostanzialmente non avevamo mai fatto i conti con questo fenomeno che invece oggi si sta affacciando e non è, secondo me, solo legato alla ripresa del lavoro dopo il Covid, ma è proprio perché il mercato globale ha interessi e modalità diverse di dipanarsi e pertanto, come dire, sarà un tema con il quale dovremo fare i conti proprio per provare a mantenere in piedi le produzioni e non rischiare invece di avere, se non l'effetto carenza di materie prime, l'altro effetto che stiamo misurando, che è quello dell'aumento dei costi, che è altrettanto preoccupante. Certo, sicuramente. Visentin, io la ringrazio di questo collegamento, è terminato il tempo a nostra disposizione per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie a Mauro Visentin, segretario della CGIL di Treviso, buona giornata, buon lavoro e naturalmente un saluto a tutti voi telespettatori, grazie per essere stati con noi e per averci seguito, buon pomeriggio.